Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, sono Fabrizio Stelluto, sono responsabile di comunicazione di AMBI, ma mi piace ricordare di essere qua anche come presidente dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. Si riprende questa mattina una piccola tradizione legata all'avvio della stagione irrigua con l'apertura delle paratoie del LEB. La mattinata è intensa ed è articolata su alcune relazioni che affronteranno i temi legati alla funzione ambientale ed agricola dell'irrigazione. Ricordo a tutti innanzitutto in inizio di riunione di chiudere i microfoni, poi ciascuno lo aprirà al momento opportuno. Dopo il momento più spettacolare, che sarà quando si alza il drone per l'apertura ufficiale dell'irrigazione nelle campagne venete, al termine di questa piccolissima cerimonia ci sarà una tavola rotonda, un confronto fra i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricoli, l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto Canere e il presidente di AMBI Francesco Vincenzi. Ancora un buongiorno a tutti e darei per iniziare la parola a Moreno Cavazza, il presidente del consorzio di bonifica LEB. Prego. Posto? Buongiorno a tutti. Buongiorno, rinnovo. Posso? Rinnovo a nome mio e del Consiglio di amministrazione dell'Assemblea del Consorzio che presiedo, unitamente al direttore dottor Paolo Ambroso, un benvenuto in questa importante giornata a tutti i partecipanti, in particolare all'assessore Caner, ai presidenti di AMBI e dei consorzi di bonifica e delle associazioni di categoria, in occasione dell'apertura delle paratoie del canale del Sinio Euganeo Berico, in cui si dà l'avvio alla stagione irrigua 2021 delle campagne venete. Rivolgo altresì un particolare e doveroso ringraziamento per l'organizzazione dell'evento ai presidenti Cazzaro e al direttore Crestani di AMBI Veneto. Il sistema LEB ha assunto negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore per chi opera nel settore agricolo, ma anche vitale e di grande importanza per la funzionalità ambientale che lo stesso svolge in un territorio così vasto nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Venezia, ed è importante per l'intero sistema economico veneto. L'irrigazione è fondamentale per l'irrigazione, per garantire prodotti di qualità e di eccellenza come quelli del sistema della nostra regione. In questi anni è doveroso ricordare gli sforzi effettuati dal Consorzio LEB con il sostegno della Regione Veneto e dei 3 consorzi di Elementare, Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione, per rendere il canale in piena efficienza e grazie a un costante intervento di manutenzione. I cambiamenti climatici, caratterizzati dal periodo siccitoso, altresì ai periodi di intensa pioggia, con fenomeni spesso alluvionali, stanno tuttavia rendendo sempre più urgenti interventi straordinari nell'infrastruttura volti a garantire il risparmio idrico. Il Consorzio LEB sta realizzando, attraverso il finanziamento di 20 milioni recente nel piano invasi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 4,6 km di un nuovo rivestimento del canale, oltre ad importanti investimenti di controllo telematico dei sistemi di rilevazione delle portate. È stato anche approvato dall'amministrazione del Consorzio LEB un progetto esecutivo in importo di 33 milioni volto a dare continuità all'opera di denunciamento del canale per altri restanti 8 km, con l'obiettivo di arrivare al rifacimento completo dell'infrastruttura irrigua. Ora possiamo vedere un video che è realizzato in collaborazione LEB e AMBI Veneto del sistema del territorio che ho illustrato. Grazie. Il canale Lessinio Euganeo Berico, meglio conosciuto con la sigla LEB, è il principale canale irriguo artificiale del Veneto. Lungo 48 km preleva le acque del fiume Adige a Belfiore in provincia di Verona e le riversa sul Bacchiglione a Monte Galdella in provincia di Vicenza.
Nel suo percorso attraversa le province di Verona, Vicenza e Padova e fornisce acqua di qualità a oltre 82.000 ettari di campagne, grazie a 43 opere di derivazione. Nel corso dell'anno la portata media derivata dall'Adige è di 26,5 metri cubi d'acqua al secondo, che sale a 34 metri cubi nei mesi estivi, mentre in inverno, quando non c'è bisogno di irrigazione, scende a 10 metri cubi con scopo essenzialmente di vivificazione ambientale. Il LEB si articola in 2 tratti principali. Il primo tratto, realizzato tra il 1973 e il 1983, scorre all'aperto per 16,25 km, parte da Belfiore e arriva a Cologna Veneta, rilasciando le acque sul fiume Gua. Il secondo tratto, completato nel 1993, è sotterraneo, parte da Cologna Veneta e prosegue per 27,7 km fino a Monte Galdella, dove si riversa sul Bacchiglione. Vi è poi un terzo tratto di 4 km circa che, sempre a Monte Galdella, poco prima dello scarico in Bacchiglione, funge da opera di collegamento con gli scoli minori che servono l'area termale dei Colli Euganei. Centro nevralgico del sistema LEB è Cologna Veneta, dove si trova l'opera di rilascio sul fiume Gua e dove, circa 1 chilometro più a valle, si trova l'opera di presa e una vasca di sedimentazione di circa 17.000 metri cubi, da cui inizia il percorso sotterraneo. Inoltre, circa 600 metri prima di immettersi nel fiume Gua, il LEB sottopassa il fiume Fratta Gorzone, rilasciando costantemente 6 metri cubi al secondo di acqua pulita, con effetti benefici in termini di vivificazione ambientale. Sempre a Cologna Veneta, in prossimità della vasca di sedimentazione, dove il condotto si interra, sorge la sede del Consorzio di Bonifica, che gestisce questa importante infrastruttura. Il Consorzio di Bonifica LEB è detto di secondo grado, in quanto costituito da 3 consorzi di bonifica. Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con sede a San Bonifacio, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede ad Este, e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con sede a Padova. Questi 3 consorzi si estendono su una superficie complessiva di 350.000 ettari e gran parte dell'acqua utilizzata per irrigare le campagne di questi comprensori proviene proprio dal LEB, che grazie al Bacchiglione nutre anche le campagne di parte della provincia di Venezia fino a Chioggia. Irrigazione, vivificazione, ma anche sicurezza idraulica. Il LEB, infatti, oltre a rappresentare una fondamentale opera di distribuzione di acqua irrigua e ambientale, ha anche un importante ruolo di difesa idraulica. Il tratto Adige-Gua, infatti, all'occorrenza, funge da invaso per le piene del torrente Gua-Frassine, mentre il canale sotterraneo, quando necessario, permette di scaricare nel Bacchiglione le piene del canale Bisatto. Il LEB, insomma, non è un semplice canale. È un vero e proprio sistema, in gran parte nascosto alla vista, ma con effetti benefici per un vasto territorio centrale del Veneto, per la sua popolazione e per un'agricoltura di qualità, da cui derivano lavoro e produzione agroalimentare d'eccellenza. Immagini spettacolari che cercheremo poi di replicare in diretta dal drone. Mi piace ricordare che il canale LEB è una delle grandi aste irrigue del nord Italia, ricordo anche le altre, il canale Cavour, storico canale Cavour, il canale Villoresi in Lombardia e il canale Cercas, consorzio emiliano-romano, appunto nell'omonima regione. Non l'avevo ancora fatto qui dalla sala comando di Ambiveneto di presentare chi mi sta accompagnando, Andrea Crestani, direttore, e Francesco Cazzaro, presidente di Ambiveneto, a cui cedo la parola. Sì, grazie Fabrizio, grazie intanto a Moreno Cavazza per la disponibilità che ci ha dato per questo appuntamento. Volevo ringraziare anche per la sua presenza il nostro presidente Vincenzi, l'assessore Canè, che so che poi si collegherà più tardi perché non può essere con noi fin dall'inizio. Saluto e ringrazio per la loro partecipazione e per il contributo che potranno dare anche le associazioni di categoria agricola, che sono presenti e molto interessate sicuramente a questo argomento. Volevo ricordare che
Questo è un appuntamento ormai diciamo che ha una certa tradizione. L'apertura della stagione irrigua, già una volta mi pare da Presidente ho avuto l'occasione di averla e viverla al Lab in presenza, ed è stata veramente una cosa molto molto emozionante. Purtroppo siamo messi così in questo momento, non possiamo vederci di persona. Io spero che al più presto si possa tornare ad avere questa opportunità e a vedere dal vivo l'apertura di queste paratie che oggi ci viene proposta con un volo di un drone e comunque in ogni caso suggestiva. Vorrei cogliere questa occasione, ecco, per ricordare che, come diceva anche Moreno prima, il Presidente Cavazza, quanto importante sia l'irrigazione, in particolare questa struttura, ma come questa molte altre nel Veneto, che hanno costruito diciamo, l'ambiente e l'agricoltura che conosciamo. È un'agricoltura particolare d'eccellenza, la nostra, che soltanto perché di eccellenza riesce a farsi strada ed è apprezzata nel mondo. Questo è dovuto in gran parte all'acqua che noi abbiamo disponibile, che ci viene dai nostri grandi fiumi. Stiamo parlando di Adige, lì al Lab, ma possiamo parlare di molti altri come il Piave, il Brenta e altri. L'acqua che ci viene da questi fiumi è di una particolare qualità e ci consente di fare prodotti di qualità. Ci consente anche di avere quest'acqua che ricordo, per entrare, e non voglio essere polemico, però cerco di, anzi, cerco di ricordarlo in ogni occasione possibile, è un'acqua che viene derivata dai grandi fiumi e che poi si innerva in tutto il territorio veneto, e nel tempo l'ha costruito, l'ha modificato così com'è. Lo ricordo perché noi in quest'anno particolare stiamo affrontando una discussione molto importante che riguarda la direttiva quadro acque, che comunemente diciamo è denominata deflusso ecologico. Ecco, io credo che dovremmo affrontare questo argomento partendo dalle immagini che vedremo dal drone, dal volo del drone, poi cercando poi mentalmente di replicarle in tutte le derivazioni che si sviluppano nel territorio. Abbiamo sentito prima nel filmato, dal Lab ci sono 43 altre derivazioni che vanno a dare acqua a tutte le campagne, ma non solo alle campagne. Quella è un'acqua che noi definiamo, anche se è definita come derivazione irrigua, poi va comunque a generare un ambiente diffuso che è quello che viviamo tutti i santi giorni e che per esempio determina anche la possibilità a tutta una serie di attività produttive e di diciamo agglomerati urbani organizzati di poter avere acqua disponibile per la cosiddetta vivificazione, si dice come termine tecnico oggi. In realtà io prendo così questo termine con beneficio di inventario, lo chiamerei più diluizione della necessità di diluire le acque di scarico che abbiamo nei nostri agglomerati urbani. Non voglio farla tanto lunga, è un'occasione importante per noi. Viene preso il 15 marzo come riferimento perché è un po' una data storica, però vediamo che ultimamente, un po' per effetto dei cambiamenti climatici e di tutta, ma non solo, perché anche l'atteggiamento e l'attività produttiva agricola si è evoluta nel tempo ed ha bisogno della disponibilità di acqua già da prima del 15 marzo e anche dopo il 15 di ottobre, che in teoria dovrebbe essere la data di chiusura della stagione irrigua. E il clima e l'atteggiamento e l'evolversi dell'attività dell'uomo, ecco, stanno allungando di molto la necessità di avere acqua
acqua di una certa qualità nel nostro territorio. È, come ripeto, un'occasione questa per affrontare l'argomento irriguo, ma anche tutta una serie di altre, diciamo, sfaccettature collaterali che non sono da meno come importanza, come l'ambiente dove viviamo. Spero, ecco, ringrazio tutti i partecipanti per la loro presenza, ma anche chi poi interverrà e darà il suo contributo a una discussione che vorremmo fosse la più ampia possibile su questo argomento, e tutto quel che viene diciamo, portato come contributo verrà sicuramente, di tutto questo verrà fatto tesoro per poi discutere a fondo, come dicevo, di deflusso ecologico, ma anche di riutilizzo delle acque reflue, come ci impone un po' la normativa europea nei prossimi paio d'anni. Io mi fermo qui, ringrazio nuovamente i partecipanti, sperando, ecco, che possa essere un lavoro proficuo e che possa dar soddisfazione l'aver speso un'ora per questo argomento a tutti quanti voi. Grazie a Francesco Cazzaro, presidente di Ambi Veneto. Una buona notizia: abbiamo superato la soglia dei 100 partecipanti, siamo attualmente 104 e con questa audience diamo il via alla parte tecnica della mattinata. Interverranno Francesco Recche, Matteo Bisaglia, Gianluca Fregolent, Nicola Dell'Acqua, Luigi De Lucchi, concluderà Andrea Crestani. A tutti innanzitutto il grazie di Ambi Veneto. Darei la parola a Francesco Recche, invitando tutti i relatori a rispettare nei limiti del possibile il tempo assegnato di 10 minuti. Francesco Recche è del Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio di ARPAP, l'Agenzia regionale protezione e prevenzione dell'ambiente del Veneto. La parola a Francesco Recche. Buongiorno a tutti, sto cercando di condividere lo schermo. Abbiamo l'immagine aerea della Marmolada, quindi partiamo dall'alta montagna. Vedete le linee del fronte del ghiacciaio in blu del 1875 e poi sono tracciate le linee successive del 1986, queste sono misure della Regione Veneto, e poi ancora le linee del 1999, la foto è del 2004, poi vedete alla fine la linea dov'è attualmente, che è la linea continua rossa del 2020. Quindi il ghiacciaio della Marmolada si è progressivamente ritirato e contemporaneamente anche molto diminuita la massa. Questo è una chiara evidenza del fatto che anche sulla nostra regione e anche in alta quota sono sono aumentate le temperature e quindi è diminuita la superficie glacializzata del ghiacciaio. Avrei potuto, invece di mettere la foto del ghiacciaio, mettere una foto di un fiasco di vino per dirvi che anche in pianura, anche nel mondo agricolo, per esempio la vendemmia è anticipata di un paio di settimane tra il 1960 e il momento attuale. Mediamente le vendemmie risultano anticipate e anche questo è un effetto di un evidente incremento diffuso delle temperature. Lo scioglimento dei ghiacciai, e non del ghiacciaio della Marmolada, che non avrebbe influenza, ma è uno scioglimento diffuso dei ghiacciai in tutto il mondo, e dei ghiacciai dei poli e delle montagne in generale. Del mese scorso abbiamo visto le immagini di una grossa alluvione nell'area himalayana. Questo scioglimento generalizzato dei ghiacciai porta a un incremento del livello del mare. Qui avete i dati del Centro Maree del Comune di Venezia dal 1870 al 2020. Sono dati un po' ingigantiti perché su Venezia c'è in realtà un problema anche di subsidenza, però l'incremento del livello del mare c'è, e nell'Alto Adriatico è minore di quello mostrato nel grafico, ma nell'Alto Adriatico è di 13 centimetri in 100 anni, per cui anche questo è un effetto. E contemporaneamente da questo grafico
viene riportato l'andamento dal 1870 in poi delle alte maree, quindi degli eventi di marea superiori a 1,10 m, e vedete, in questo caso chiaramente influisce il livello del mare, ma influiscono anche fattori meteorologici come il vento. Vedete che le maree, il numero delle maree è molto incrementato. Su 322 eventi, circa la metà si collocano negli ultimi 20 anni. Questo non è un problema solo di Venezia, che è un gioiello dal punto di vista architettonico, turistico, ma è un problema per tutta la nostra costa veneta. Questo combinato di aumento del livello del mare e aumento dei fenomeni di alta marea vuol dire erosione costiera, quindi danni alle spiagge, importante elemento turistico, ma danni alle opere idrauliche di difesa costiera, vuol dire entrata risalita del cuneo salino, quindi vuol dire che si trova sempre più all'interno verso la costa dell'acqua salata in falda, vuol dire che se questi eventi di marea si verificano durante gli episodi di piena, vuol dire anche un problema per i fiumi di scaricare l'acqua in mare. Veniamo adesso ai dati. Questi sono osservazioni termometriche fatte sul Veneto da 48 stazioni dell'ufficio idrografico che hanno lavorato tra il 1955 e il 2004. Sono temperature massime, quindi è un insieme di stazioni, non è una stazione sola. Avete tratteggiate in rosso delle medie decennali e la linea blu è una media mobile che ci aiuta un pochino a semplificare l'andamento generale. Vedete che è chiarissimo l'incremento delle temperature anche in questi dati. Questa immagine vi dà un'idea di cosa sia il clima. Sono osservazioni per periodi superiori ai 30 anni. Il clima è statistica di lungo periodo, per cui non si può parlare del clima del mese scorso o dell'anno scorso, servono periodi lunghi e bisogna analizzare l'andamento di lungo periodo. Ma qui da questi dati vedete chiaramente l'incremento delle temperature, c'è una tendenza all'incremento di quasi 2 gradi in 50 anni, ma vedete in particolar modo che c'è un salto proprio alla fine degli anni 80, c'è una impennata potente delle temperature e è proprio in questa fase che si è cominciato a parlare di cambiamento climatico e istituire degli enti anche intergovernativi di studio del problema. Osservate che l'anno più caldo di questa serie è il 2003, di cui ricordiamo molto bene l'andamento delle temperature in estate. Quindi ricordatevi il 2003. Passiamo ai dati di ARPAV, sono 132 stazioni termometriche, in questo caso sono temperature medie, e anche qui vedete il 2003, è questo anno qui. Vedete che dopo il 2003, stiamo parlando di temperature medie annue, abbiamo riscontrato la presenza di molti anni con temperature medie annuali superiori al 2003. In particolar modo, vedete, il massimo è stato raggiunto nel 2014, abbiamo anche il 2018, il 2015, il 2019. Vi segnalo il 2014 perché è l'anno più caldo, almeno nell'ottica veneta, però questo anno è stato caratterizzato da una estate fredda. Abbiamo un assurdo, l'anno più caldo è stato caratterizzato da un'estate molto fredda, ve la ricordate, è stata un'estate fredda e piovosa, e mentre è stato molto caldo tutto il resto dell'anno. E questa è una caratteristica quindi del clima che non ha un andamento di questa variazione che registriamo, non ha un andamento monotonico, monotematico, ma ha un incremento della complessità. Questa immagine ci dice che su 132 stazioni analizzate, tutte e 132 presentano un incremento delle temperature di circa mezzo grado medio su 10 anni e una gran parte di questa è un incremento significativo, per cui è un problema generalizzato e diffuso. La causa, secondo
gli esperti del clima mondiali, è l'incremento dell'anidride carbonica. L'uomo, bruciando carbone e petrolio e metano, ha incrementato la presenza dell'anidride carbonica, che è un gas ad effetto serra, nell'atmosfera. Abbiamo in un centinaio più di anni mobilizzato riserve di carbonio che si erano bloccate nel sottosuolo per milioni di anni, alterando l'atmosfera. Vedete in queste misure dal 1960 al 2020 che l'anidride carbonica ha aumentato la propria concentrazione da 320 parti per milione a 410 parti per milione, per cui grosso incremento dell'anidride carbonica. Qui è una previsione per il futuro, non sono dati di ARPAV, sono dati di modelli che sono prodotti dagli studiosi del clima e da grossi centri di ricerca con grandi potenze di calcolo. ARPAV ha messo insieme i dati, questa è una media di 14 modelli di andamento della temperatura, e ho chiesto un'estrazione su montagnana. Le frecce vi indicano la situazione al 2020 dell'andamento delle temperature, la freccia rossa indica uno scenario futuro in cui noi continueremo a emettere anidride carbonica come stiamo facendo adesso, mentre la freccia verde indica una drastica, brutale riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Bene, qui vedete chiaramente gli effetti. Muovendosi verso il 2100, le temperature nello scenario di emissioni di anidride carbonica a livelli attuali aumenteranno di oltre 5 gradi, temperature medie dell'estate. È un incremento rilevante. Con un grandioso sforzo, lo scenario giallo è il più probabile, ecco, la linea verde vi dice che anche se noi riducessimo brutalmente le emissioni, comunque le temperature resterebbero su livelli superiori agli attuali perché c'è una forte inerzia nel tempo. La situazione dell'estate è quella più evidente, ecco, l'inverno l'incremento è minore. Scusi, dottor Reich, sì? Abbiamo esaurito i 10 minuti, se può andare a conclusione, grazie. Ok, un accenno per dirvi che nel campo delle precipitazioni si individuano delle grosse oscillazioni, ma c'è quasi una tendenza all'incremento di questi fenomeni e soprattutto è ben evidente una variabilità negli ultimi anni, per cui passiamo da annate molto piovose come l'annata 2014, immediatamente seguita da un'annata come il 2015 a scarsissima piovosità. A livello di previsione è difficile capire cosa succederà per le precipitazioni, non ci sono indicazioni statistiche significative. Noi cosa possiamo fare? Possiamo cercare di mitigare, quindi ridurre le emissioni e nel contempo cercare di intraprendere delle misure di adattamento, quindi realizzare delle opere che ci difendano. I consorzi di bonifica sono un chiarissimo esempio di interventi di adattamento e sono interventi che sono condotti in alcuni casi da secoli, per cui l'uomo ha sempre cercato e dovuto adattarsi alle intemperanze del clima. Anche le previsioni meteorologiche sono un importante strumento di adattamento che consente di fare fronte a queste emergenze capendo gli effetti che hanno le previsioni del tempo sul territorio e nella misura in cui gli utenti reagiscono alle informazioni in modo corretto. Concludendo, l'aumento delle temperature è evidentissimo, per le precipitazioni i segnali sono meno chiari, in generale riscontriamo un grande incremento della variabilità dei fenomeni. Passiamo da annate prive di neve a annate con eccessi di neve, da momenti di siccità a momenti di eccessi di acqua.
Il territorio veneto poi è complesso di per sé, l'abbiamo visto dai filmati, che abbiamo visto oggi, ha un sistema idraulico estremamente complesso, è una realtà densamente abitata, dove convive agricoltura, industria, turismo, è quindi un territorio estremamente complesso da gestire, e questo a prescindere anche dal fattore dei cambiamenti climatici. Bene. Grazie a Francesco Rech per questa interessante relazione che ha portato sul nostro territorio le conseguenze di quanto sta avvenendo a livello globale. E grazie anche da parte di Ambi Veneto ad ARPAV per la costante collaborazione, e nel dare la parola al prossimo relatore Matteo Bisaglia approfittiamo anche per salutare Giuseppe Pan, già assessore regionale all'agricoltura ed ora consigliere regionale, che sappiamo collegato dalla sede del Consorzio Bonifica Brenta a Cittadella. Detto ciò, la parola allora a Matteo Bisaglia, agronomo per l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Prego, i suoi 10 minuti. Non ti sentiamo, Matteo? Eccoci qua. Adesso mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti e grazie per questa possibilità, ecco, di esporre un lavoro che abbiamo elaborato nell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Viene benissimo il collegamento con la chiarissima presentazione che ha fatto il dottor Rech in merito ai cambiamenti climatici, perché l'iniziativa che vi vengo a esporre viene proprio come tentativo di risposta rispetto ai cambiamenti che sono stati evidenziati e rispetto alle strategie tra mitigazione e adattamento. Questa è chiaramente la nostra proposta è chiaramente un'iniziativa che è legata all'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi trovare delle modalità con le quali il territorio può rispondere a questi effetti dei cambiamenti climatici. Adesso condivido lo schermo, vediamo se qua. Riuscite a vedere? Sì? Si vede? Sì? Sì, bene, bene. Perfetto. Allora, l'analisi di rischio di cui vi parlerò è un lavoro che è stato effettuato con il collega dottor Nico Dalla Libera, dal sottoscritto, e coordinata dall'ingegner Braidot, che è il direttore il dirigente della direzione risorse idriche. Vi illustrerò quindi quelli che sono gli scopi dello studio, che presenta una fase conoscitiva, che analizza proprio la stima, diciamo, il rischio per quanto riguarda il distretto delle Alpi Orientali, presenta una proposta di misure di adattamento e poi vi spiegherò come questa analisi è stata inserita nell'ambito dell'aggiornamento del piano di gestione delle acque, che attualmente è in fase di consultazione per quanto riguarda il progetto. L'analisi di rischio quindi aveva come obiettivi principali fornire un contributo concreto alla strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, voleva recuperare una visione distrettuale strategica per quanto riguarda questi temi nell'ambito appunto del piano di gestione delle acque. Sappiamo che il piano di gestione delle acque si occupa di definire degli obiettivi ambientali per i corpi idrici, trovare le misure che possono permettere il raggiungimento e chiaramente i cambiamenti climatici contribuiscono, per come abbiamo visto, a creare degli impatti ulteriori rispetto a quelli già presenti, in particolare sul tema delle acque. In questo caso gli impatti possono essere sia per troppa acqua che per troppa poca acqua, perché abbiamo visto che i cambiamenti climatici creano questa enorme variabilità nei fenomeni atmosferici. In questo caso noi tratteremo gli aspetti che riguardano la poca acqua, quindi la siccità, e quindi trovare delle misure in risposta a quella che è la minor disponibilità idrica
presente in conseguenza proprio ai cambiamenti climatici. Inoltre quello che volevamo era fornire un contributo alla politica agricola comunitaria. Sappiamo che in questo periodo è in fase di definizione sia a livello europeo che a livello nazionale quella che sarà la politica agricola comunitaria per il prossimo sessennio. E questo sappiamo che ha una componente molto importante legata proprio alle misure che dovranno essere destinate per la tutela ambientale e per i cambiamenti climatici. Quindi prevedere all'interno del piano di gestione uno strumento che fornisse un contributo anche in questo settore ritenevamo potesse essere molto importante nel definire delle strategie anche proprio sulla politica agricola nazionale e anche quindi dopo per conseguenza quella regionale. Inoltre volevamo valorizzare la partecipazione pubblica per quanto riguarda il fornire questi contributi alle misure di adattamento. In sostanza il lavoro che noi abbiamo elaborato parte dalla consueta formula che definisce il rischio, ovvero la combinazione delle tre componenti di pericolosità, vulnerabilità e valore esposto. Quindi noi abbiamo identificato una mappa di rischio a partire da queste tre variabili presenti e omogenee e trattate in maniera omogenea all'interno del territorio distrettuale. Questo è importante da definire. Per quanto riguarda la pericolosità, noi abbiamo preso in considerazione le stazioni meteorologiche significative utilizzate nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'osservatorio permanente per gli utilizzi idrici e prendendo come riferimento l'indice SPI, che è l'indice che definisce le anomalie pluviometriche con riferimento a un determinato periodo, abbiamo evidenziato quelli che erano i fenomeni siccitosi presenti nel periodo primaverile estivo e in una serie storica di 25 anni abbiamo valutato laddove questi fenomeni erano in fase di aggravamento, cioè dove sostanzialmente negli ultimi 25 anni si potevano rilevare dei significativi peggioramenti dei fenomeni siccitosi. Questo ha fornito una mappa che identifica appunto la pericolosità. Poi abbiamo definito la vulnerabilità e l'abbiamo definita sulla base di due parametri. Il primo è la capacità idrica dei suoli, che viene in sostanza racconta di quella che è la capacità del suolo di trattenere l'acqua, quindi definito dalla composizione del suolo e ci dice se un suolo può trattenere più o meno l'acqua una volta che arriva attraverso i fenomeni meteorologici. E inoltre, in combinazione con questo, abbiamo anche l'idroesigenza. Questa caratteristica è dettata e definita dalle colture che vengono praticate sul territorio e che sappiamo avere esigenze di acqua o resistenza alla siccità maggiore o minore a seconda della coltura praticata. Quindi la combinazione della capacità del suolo di trattenere l'acqua e della coltura praticata ci definisce una stima della vulnerabilità. L'ultimo elemento, che è il valore esposto, è stato definito anch'esso a partire dalle colture praticate sul territorio. Per avere omogeneità a livello distrettuale abbiamo utilizzato il Corin Lankover, che sicuramente è una stima approssimativa, però abbastanza valida per avere un dato omogeneo a livello distrettuale di quelle che sono le colture praticate. E su queste le abbiamo ordinate, diciamo, in termini qualitativi, quindi non quantitativi, per quanto riguarda la rilevanza economica. Laddove ho colture che hanno una rilevanza economica in termini di produzione, ma anche in termini di indotto, sicuramente gli effetti dei cambiamenti climatici comportano un rischio maggiore rispetto invece a colture che hanno una rilevanza economica minore. La combinazione di questi tre elementi ha generato una mappa del rischio potenziale, quindi evidenziando le zone dove questi fenomeni per una o più delle componenti di cui vi ho parlato rileva un rischio maggiore rispetto ad altre zone del territorio, ma in particolare ci siamo concentrati su una mappa successiva rispetto alla mappa del rischio complessivo, che era la mappa delle componenti del rischio, cioè abbiamo evidenziato per il territorio distrettuale quelle che erano le componenti più significative per definire il rischio
da cambiamento climatico. Questo perché? Perché ci permetteva di identificare delle tipologie di azioni che andassero a operare e a contrastare i fenomeni che venivano descritti dalle componenti del rischio. Vale a dire che abbiamo identificato delle classi, delle tipologie di misure che quindi agivano laddove il problema era la pericolosità, contrastando sostanzialmente una minore disponibilità di acqua. Agivano sulla vulnerabilità, contrastando quelle che erano le perdite di acqua per infiltrazione, quindi legate alle caratteristiche intrinseche del terreno, o a contrastare l'idroesigenza delle colture laddove venivano applicate delle colture particolarmente idroesigenti. Oppure, per quanto riguarda il valore esposto, si andavano a contrastare quelle che erano le perdite economiche, laddove ho una coltura particolarmente remunerativa, diventano molto interessanti strumenti che poi possono ristorare quella che può essere la perdita economica. Nella sostanza, quindi, a partire dall'analisi di rischio abbiamo fatto una proposta e quindi un abaco di misure di adattamento che per ciascuna di queste componenti, pericolosità, vulnerabilità e valore esposto, individuava delle tipologie di azioni. Ad esempio, quindi, per quanto riguarda la pericolosità, ne cito solo un esempio, sicuramente individuare nel territorio delle aree dove è possibile immagazzinare della risorsa idrica, siano essi dei bacini interaziendali oppure il recupero di cave dismesse. Questo è chiaramente un'azione che va a contrasto proprio della scarsità di acqua, come molte altre che però per questioni di tempo non posso in questo momento illustrarvi. Per quanto riguarda la capacità di immagazzinamento idrico dei suoli, sicuramente operare per ottimizzare le turnazioni irrigue oppure ridurre l'elaborazione dei terreni sono delle iniziative che possono contrastare efficacemente questo tipo di componente. E per quanto riguarda l'idroesigenza delle colture, azioni di programmazione culturale con scelta di specie o cultivar all'interno della stessa specie che possano sopportare dei periodi siccitosi maggiori sono delle azioni che potrebbero efficacemente contrastare appunto la vulnerabilità. Infine, per quanto riguarda il valore esposto, Matteo, arriva alla conclusione. sì, per quanto riguarda il valore esposto per quanto riguarda il valore esposto abbiamo, come vi dicevo, delle iniziative legate più al ristoro economico delle mancate produzioni. Infine, cosa abbiamo fatto di tutto questo? Questa proposta è inserita all'interno del progetto di aggiornamento del piano di gestione, è già stata illustrata, ma verrà illustrata ulteriormente durante il periodo di consultazione pubblica, e quello che noi ci aspettiamo dai soggetti portatori di interesse, e sicuramente i consorzi di bonifica da questo punto di vista sono degli attori privilegiati che possono fornire un contributo fondamentale, sarà chiedere di compilare questo abaco delle misure con degli interventi specifici che possano essere quindi programmati e pianificati nel territorio per contrastare queste misure, in modo tale da renderli efficaci in quanto inseriti all'interno del piano di gestione delle acque, anche alla ricerca eventuale di finanziamenti successivi per la loro realizzazione. Rimando quindi al sito per scaricare il documento dove è inserito l'analisi di rischio di cui vi ho parlato, e rimango a disposizione, noi rimaniamo a disposizione per ogni eventuali ulteriori chiarimenti richiesti in merito, e vi ringrazio. Grazie a Matteo Bisaglia, stiamo sfiorando i 120 partecipanti, approfitto per ringraziare anche a nome dell'Ufficio Comunicazione di Ambi Veneto i colleghi giornalisti che vediamo collegati. Continuiamo a parlare dell'importanza dell'irrigazione dando la parola a Gianluca Pregolent, direttore agroambiente Regione del Veneto. Prego, i soliti 10 minuti, grazie. Sì, buongiorno. Cercherò adesso col mio intervento di farvi recuperare un po' del tempo che abbiamo dedicato con le due importanti relazioni che mi hanno preceduto. Come abbiamo visto, si parla di
di cambiamenti meteorologici, si cambia di rischio, e poi siamo qui nella sede di ANBI o nella sede dei consorzi di bonifica nell'apertura di un canale che ha favorito sicuramente lo sviluppo agricolo nel nostro territorio veneto. E la funzione pubblica che hanno i consorzi e il riconoscimento anche in Costituzione del servizio che i consorzi erogano, soprattutto per la prevenzione del rischio idraulico, non può prescindere da quella che è un'attività che da oggi si apre la stagione irrigua, e quindi è il favore che va all'agricoltura. L'agricoltura veneta, se oggi è quello che è perché sono stati investiti ingenti, come si dice, ingenti patrimoni, sono stati fatti ingenti investimenti proprio nell'andare a fare le infrastrutture irrigue, che hanno reso il tessuto e quindi agricolo della pianura padana veneta sia, diciamo, libera dall'eccesso, ma anche che hanno contribuito a ottenere quella che è la disponibilità continua per favorire quello che è lo sviluppo delle nostre culture. In questo c'è il contrasto con quello che è il deflusso idrico minimo garantito, che è come se noi volessimo tenere aperta solamente la orta e chiudere i capillari. In questo dobbiamo riuscire a far capire anche a chi ha dato queste disposizioni che la nostra struttura della rete secondaria gestita e quindi col continuo innervamento di acqua in tutto il territorio in maniera diffusa, capillare nell'area, permette proprio a svolgere quelle funzioni agroambientali, quelle funzioni di vivificazione che oggi fanno vivere non solo la parte agricola. Nell'ambito della mia direzione c'è la competenza della caccia e della pesca, e da poco abbiamo concluso un importantissimo convenzione con i consorzi proprio funzionale a quella che è la garanzia del mantenimento della sopravvivenza del pesce, delle risorse ittiche che vivono nella rete in gestione ai consorzi. Per dire questo, quindi la parte del consorzio oggi ha una pluralità quindi di competenze, ha una pluralità di ricadute. Su questo noi andremo sicuramente ad approcciare con la definizione della nuova definizione della direttiva quadro acque, che andrà sicuramente a ridisegnare quelle che sono le finalità, le competenze della gestione della risorsa irrigua. Noi recentemente anche nel PNR abbiamo proposto di sviluppare assieme ai consorzi un progetto per la fitodepurazione, o comunque per la gestione, anche il miglioramento della qualità della risorsa idrica, prima che questa si riversi nella laguna di Venezia, piuttosto che nel nostro mare prospiciente nella parte adriatica. Su questo già sono conosciute e note quelle che sono gli interventi, le opere poste in essere dal consorzio, e nel momento in cui si va a fare un intervento per il miglioramento della qualità delle acque, immediatamente in quelle zone umide che si vanno a ricreare c'è sia ripopolamento di selvaggina, c'è sia ripopolamento della risorsa ittica. Quindi noi su questo avremo una ricerca dell'intervento che non sia quindi oggi a ragionare solamente con una funzione prettamente agricola, ma proprio agrosistemica. E in questo noi saremo sempre più al fianco dei consorzi di bonifica, anche per superare quei primi, diciamo, criticità, difficoltà che abbiamo avuto magari nello sviluppo anche della misura 4, che in alcune situazioni per magari criteri di misurazione e altro ci hanno portato ad avere qualche difficoltà poi nel mantenimento del finanziamento, ma su questo noi dovremo essere
più caparbi sostanzialmente dei vincoli che noi stessi scriviamo, nell'andare e dare indicazioni perché queste strutture di convivenza di parte idraulica e di parte di piantumazione, di lineari, di siepi piuttosto che di alberature, diventa fondamentale perché la risorsa idrica ha sia un valore quindi per mantenere vivo il territorio, ma dobbiamo anche rispettare la risorsa stessa, perché come diceva prima il Presidente, forse non è felice la parte del concetto di diluizione, ma sicuramente proprio nella direttiva e nella gestione del monitoraggio della qualità delle acque superficiali sappiamo che vi è una interconnessione nelle criticità che si vengono ad accumulare nei nostri canali, che sicuramente non può prescindere da un approccio sistemico. Quindi in questo sappiamo che i nostri consorzi regionali non sono secondi a nessuno, lo dimostrano anche lo sforzo che hanno portato nel presentare progetti e che oggi li hanno visti vincitori di bandi del PNR, Piano Nazionale, che permetterà quello che è un efficientamento di tutta la struttura propria dei consorzi stessi. Quindi sia con opere di difesa sia con opere di efficientamento. E in questo l'occasione di questo piano del Recovery Fund sicuramente vi vedrà o ci vedrà di nuovo sul fronte per riuscire sostanzialmente a presentare questi progetti e per averne il finanziamento e quindi anche lo sviluppo per la ricaduta positiva del territorio. Inoltre lasciatemi dire che per noi, Vaia lo dimostra, ma lo dirà sicuramente qualcuno dopo di me, il Consorzio di Bonifica sta diventando una struttura, un partner al fianco dell'azione amministrativa imprescindibile, perché si è dimostrato capace e dinamico sia nella progettazione che nell'attuazione. E quindi nelle opere di difesa idraulica, perché ripeto non si può prescindere da questo principale elemento e finalità del Consorzio di Bonifica, dobbiamo sostanzialmente sviluppare quelle che sono le attività in associazione, coinvolgendo la struttura soprattutto di Ambi Veneto, perché questo ci permetterà di avere un incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle progettualità che abbiamo sostanzialmente a livello di singole direzioni. Questo comporterà sicuramente uno sforzo per smussare quelle che sono magari le diversità di veduta, ma nel momento in cui noi avremo la condivisione e la condivisione ampia, saremo sicuri che questi progetti non resteranno sulla carta, ma per la vostra caparbietà nel raggiungere gli obiettivi sarete in grado di realizzarli e quindi a breve anche di vederne gli effetti positivi sia sulla struttura idraulica sia sulla struttura agricola, ma non voglio dimenticare tutta la parte biosistemica che questo reticolo che voi gestite ha sulla qualità della natura e soprattutto della nostra, conseguentemente della nostra vita. Quindi a vostra disposizione e avanti. Grazie a Gianluca Fregolenti. Avendo superato anche la soglia dei 120 partecipanti, diamo subito la parola a Nicola Dell'Acqua, già direttore dell'area ambiente di Regione del Veneto ed oggi direttore di Veneto Agricoltura, per continuare una collaborazione proficua con i consorzi di bonifica, collaborazione pluriennale. A lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, ottimo. Grazie, intanto un ringraziamento per l'invito e un saluto al Presidente e Direttore dell'Ambi e a tutti gli amici che vedo
in questa video, perché ormai si vede che comincio ad avere la mia età, ma con tutte le posizioni che ho ricoperto mi pare che siamo tanti che ci conosciamo e che svolgiamo questi ruoli da veramente da tanto tempo. Mi ricordo che nel 2003-2005 con l'ANBI stavamo affrontando per la prima volta forse seriamente il tema dell'emergenza idrica per scarsità di acqua. Vi ricordate le relazioni che avevamo presentato come autorità di bacino? Allora si diceva, ma abbiamo dei dati storici che ci dicono che queste problematiche non miglioreranno, ma anzi purtroppo pensiamo che peggioreranno. Poi invece in altri ruoli, prima da ARPA e poi non da ultimo come un soggetto attuatore dell'emergenza VAIA, di cui il presidente Zaia è commissario, abbiamo dovuto affrontare insieme invece il problema inverso di queste inondazioni e questi fenomeni che facciamo anche fatica a capire e a comprendere, perché probabilmente quello che è successo con VAIA ci ha fatto capire a tutti che non abbiamo proiezioni e stime che forse sono significative. Non sappiamo bene quale sarà il futuro. Dobbiamo fare in modo, è vero che lo state facendo egregiamente, e questo è il mio complimento ai consorzi di bonifica, dobbiamo fare in modo di prepararci, e mi sembra che negli ultimi 20 anni tanto avete fatto per il risparmio della risorsa idrica, e tanto state facendo anche nel ruolo che il mio predecessore Fregolent diceva, anche state facendo tanto anche come difesa del suolo per quel che riguarda le reti che gestite. Quindi innanzitutto i miei complimenti al lavoro che i consorzi portano sempre avanti. Ora rivesto il ruolo di direttore di Veneto Agricoltura. Cosa può fare Veneto Agricoltura in questi 5 anni che devo portare avanti? Ho visto innanzitutto quello che insieme a voi Veneto Agricoltura ha già svolto, ho visto ottimi lavori, molto su un punto di vista ambientale, non da ultimo il nuovo manuale, ho visto che c'era l'edizione nuova del nuovo manuale della gestione ambientale dei corsi d'acqua, e sicuramente questo è un lavoro che adesso concludiamo, ma vedo anche molti progetti comunitari, anche qualche LIFE, che Veneto Agricoltura sta portando avanti con i consorzi o ha portato avanti con i consorzi. Ecco, forse la cosa che c'è assolutamente da migliorare, e questa come dico, mi impegnerò sicuramente a farlo, è una maggiore partecipazione dei consorzi e probabilmente anche del distretto delle Alpi Orientali in queste attività di Veneto Agricoltura, cioè nella scelta delle attività che deve svolgere Veneto Agricoltura. Vedete, ritengo che Veneto Agricoltura non deve essere di fianco ai consorzi, ma Veneto Agricoltura deve essere uno strumento nelle mani della Regione Veneto e dei consorzi per cercare di andare ad analizzare delle situazioni che vedo sempre più complicate. Ho visto che abbiamo trattato insieme molti progetti sulle fitodepurazioni, sulle ricariche delle falde, sulle gestioni sostanzialmente naturalistiche. Bene, si dovrà andare avanti. Vedo anche che ci sono dei progetti che sono in fase di studio, ma per questi attenderei un momento di riflessione insieme a voi per capire quali che sono i progetti che veramente interessano il mondo della bonifica. Cioè dobbiamo ragionare insieme su dove volete che Veneto Agricoltura aiuti maggiormente il vostro mondo. E per fare questo non si può che fare una riunione dove si decide quali sono le strategie da portare avanti. Mi sono trovato da poco con le principali associazioni sindacali del primario e ho detto le stesse cose che riferisco a voi. Veneto Agricoltura da adesso in poi, prima di partire con studi o organizzare importanti, ho visto anche importanti seminari, lo vuole fare insieme a voi, vuole la vostra condivisione, ma soprattutto
guida. Mi riferisco, cioè, solo una cosa non ho visto, e lancio qui anche una sorta di stimolo, non ho visto molto affrontato il tema della qualità dei corpi idrici. Secondo me, e dalla mia esperienza, è un'attività che dovremo assolutamente intraprendere, perché più il corpo idrico ha un punto di vista, ha una qualità elevata, più anche può essere utilizzato in agricoltura. Questo è molto 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 importante. Noi dovremo, secondo me, anche aprire un tema su questo. So che Veneto Agricoltura, anche con i suoi programmi itogenici, sta verificando anche il ripopolamento di razze autoctone che aiutano in qualche modo anche la qualità del corpo idrico, quindi ben venga questa cosa. Forse va un attimino anche questa portata in quel tavolo, dove parleremo sicuramente di ambiente, detto da me, diciamo la parte principale sicuramente, dove parleremo di quantità di acqua e dove parleremo di qualità delle acque. Sapete quello che ho dovuto affrontare personalmente come commissario all'emergenza dei FAS. Tanto lavoro è stato fatto per le reti idropotabili, tanto ne state facendo voi per l'acqua dell'agricoltura, che è stata toccata anche lei da questa grossa problematica. Ma non è solo l'inquinamento inteso, non vorrei che ci sbagliassimo, non è solo l'inquinamento chimico fine a se stesso quello che mi preoccupa, è proprio la qualità del corpo idrico, anche la qualità biologica del corpo idrico. Secondo me un tema importante da affrontare. Quindi io non ho altro da dire, mi rimetto eventualmente a qualsiasi domanda che ci venisse fatta. Vi ringrazio per l'invito e niente, vi convocherò, se mi permette questo termine, per una riunione per decidere le direttive di Veneto Agricoltura. Grazie a tutti, grazie, complimenti. Nicola, grazie a te. Grazie a Nicola Dell'Acqua anche per aver recuperato un po' del ritardo. Diamo adesso la parola a Luigi De Lucchi, che è direttore dell'unità operativa bonifica e irrigazione di Regione del Veneto. Prego. Approfitto per ricordare a tutti di tenere il microfono. Scusa. Buongiorno. Ciao Gigi, ci sente bene? Buongiorno a tutti, evviva. Bene, ti vediamo con la mascherina. Sì, chiedo a Matteo di censurarmi e di mettere il mio contributo in termini di immagine per questo lavoro. Arrivano le slide. No, è un'unica slide perché io mi sono imposto. Bene, vai Gigi. Allora, perché forse adesso così posso anche togliermi la mascherina e riuscire a parlare più liberamente. Ho deciso di affrontare, anche per stanchezza degli interlocutori, questo mio intervento in questa bellissima giornata in termini di raccontare una storia. E allora chi è che raccontano le storie? Generalmente sono i nonni, e allora ho deciso di rappresentare, e siccome ormai mi atteggio per essere uno dei più vecchi nell'ambito della bonifica regionale, ho ritenuto di dover scegliere questa immagine di una persona almeno anziana che con le due brocche porta acqua e quindi adduce l'acqua per un'attività che voglio pensare comunque irrigua. Allora, sì, incomincio la mia storia andando agli albori della Regione del Veneto. Nel 1978 il provvedimento del Consiglio regionale che era numerato come 488 del 21 dicembre 1978. Cosa fa questo provvedimento? Prende una decisione che è stata memorabile e ed è, diciamo, l'atto fondante di tutto quello che viviamo ancora oggi. Di fatto questo provvedimento classifica di bonifica e affida i 20 comprensori di allora ad altrettanti consorzi di bonifica, classifica di bonifica con continuità dell'interezza del territorio dalla costa del lago di Garda fino al tagliamento, dal Mincio fino al tagliamento, a sud naturalmente confinava il Po Grande o Grande Po.
Ecco quindi che questa decisione ha comportato che i 20 consorzi di bonifica che allora si sono trovati a dover agire nell'ambito dei loro comprensori hanno dovuto di fatto graduare la loro attività sulla base di un forte adattamento. E qui mi accorgo che è diventato la parola chiave di oggi, perché il termine adattamento l'ha usato sia il dottor Reich che anche il buon Matteo Bisaglia. Quindi anche l'attività dei consorzi di bonifica si è adattata al territorio che veniva loro consegnato, ma non si è adattata solamente per quanto riguarda l'esercizio delle attività di irrigazione e quindi addurre acqua alle colture e all'allontanamento delle acque meteoriche, la bonifica più classica. Si è dovuta adattare a tutte le richieste che il territorio in qualche maniera esigeva. E le richieste del territorio non erano solamente legate alla bonifica e all'irrigazione, quindi il complemento a 100 di ciò che veniva fatto nel territorio riguardava attività che potevano essere ritenute minori e che oggi sono invece al centro dell'attenzione. Cosa vuol dire? Ecco che attività minori possono essere quelli di tenere vivificato un corso d'acqua, garantire la sicurezza della presenza dell'itiofauna, possono essere anche riconducibili al mantenere il patrimonio culturale che nel territorio veneto è spesso legatissimo alla presenza dell'acqua nella rete idraulica minore. Ecco quindi che si può dire che l'espressione adattamento ha condizionato l'attività dei consorzi di bonifica in tutti questi anni, diciamo, di competenza in materia di bonifica della regione. La regione che peraltro ha festeggiato un po' in sordina i suoi 50 anni di vita. E d'altra parte va detto quindi che la regione nel 78 è entrata a gamba tesa decidendo una profonda modifica, come dicevo prima, dell'attività di bonifica nell'ambito del territorio regionale. Però adesso facciamo un salto, perché durante questo lungo salto passiamo da 20 consorzi di bonifica realizzati col provvedimento del 1978, andiamo al 2009 con la legge 12, dove i consorzi sono stati ridotti da 20 a 10, sempre con l'aggiunta del consorzio di secondo grado LEB, che ci ospita in questa meravigliosa giornata. E in questo ovviamente anche i 10 consorzi diciamo nuovi, quelli vigenti, hanno dovuto, assieme all'EB sempre, hanno dovuto svolgere un'ulteriore capacità, diciamo, attitudine all'adattamento. E ce ne siamo accorti soprattutto facendo un lavoro recentemente a corredo del rinnovo delle concessioni di derivazione irrigue, dove abbiamo intrapreso un'attività, diciamo, di messa in ordine. D'altra parte va detto che la dimensione delle derivazioni irrigue nel territorio veneto riguarda per quanto riguarda l'irrigazione collettiva, riguarda 400 metri cubi al secondo in portata massima e riguarda l'esercizio di 700 concessioni. Quando abbiamo intrapreso questa attività non avevamo il sentore delle dimensioni e dell'indagine. Va detto che a queste 700 concessioni e i 400 metri cubi di acqua in portata massima che esercitano il consorzio va aggiunta naturalmente la quota anche di autoprovvigionamento. Attualmente la si può individuare intorno ai 52 metri cubi al secondo, quindi l'irrigazione nell'ambito del territorio regionale, diciamo amministrativamente in termini di portata massima, attualmente pesa per oltre 450 metri cubi al secondo. In questa attività diciamo di riordino e del quadro diciamo conoscitivo dell'irrigazione, diciamo si è aggiunta un'attività che diciamo ci è stata un po' imposta a livello del Ministero dell'Agricoltura, che è il database Sigrian. Anche Sigrian quindi ci ha di fatto imposto quello di diciamo accanirci nell'ambito dell'indagine, andando a trovare tutti i segreti dell'irrigazione. Nell'ambito di Sigrian abbiamo quindi potuto individuare nell'ambito del territorio regionale la bellezza di 135 distretti irrigui. Un distretto è un'area che è sottesa da una derivazione.
diciamo meglio da un'unica fonte. E nell'ambito di Sigrian, che abbiamo fatto dal 2016 fino adesso, dal 2016 fino al 2020, raccogliendo tutti i dati e fornendoli naturalmente a CREA, che gestisce per il Ministero dell'Agricoltura questa incredibile database, abbiamo realizzato però anche un sogno. Il sogno mio, però condiviso da tante persone che lavoravano con me, era quello di accoppiare di far atterrare meglio le portate derivate sulle colture. Ecco quindi che finalmente siamo riusciti a realizzare questo quadro conoscitivo dove le colture trovano un preciso riferimento territoriale sull'acqua che viene utilizzata. Ecco che il lavoro è andato avanti e devo dire che sulla scia di quello che stavamo compiendo, sia su Sigrian, sia per quanto riguarda il quadro conoscitivo dell'irrigazione veneta, ci siamo accorti che via via il gruppetto di poche persone che lavorava su questo tema era via via cresciuto e abbiamo avuto la contezza, come si dice adesso, che di fatto stavamo vivendo un momento magico. Il momento magico era legato al fatto che un sacco di gente nell'ambito del mondo dei consorzi di bonifica, naturalmente anche AMBI ha fatto la sua parte, si è trovata ad aderire a questo sforzo che stavamo facendo e diciamo vivendo un momento di entusiasmo come quelli diciamo quelle rare puntate che avvengono nell'ambito di un'esistenza lavorativa, abbiamo deciso di cercare di sfruttare questo momento magico andando oltre. Questo andare oltre è stato, diciamo, è stato affrontare quel tema che avevamo tutti tenuti nel cassetto e che nel frattempo era andato maturando. Il tema era quello dei servizi ecosistemici, che secondo me rappresentano una parte molto importante, addirittura forse dominante, nell'ambito di quell'adattamento che ciascun consorzio di bonifica nel suo comprensorio deve esercitare. Ecco che per poter svolgere pienamente la bonifica sembra che attualmente, con gradualità diverse nell'ambito del diverso territorio, perché il territorio chiede diciamo, servizi ecosistemici diversificati. Ecco che quindi svolgere attualmente l'attività di bonifica non vuol dire solamente allontanare l'acqua meteorica, vuol dire anche diciamo irrigare naturalmente per raggiungere i risultati primari dell'irrigazione nell'apporto del soddisfacimento del fabbisogno irriguo, ma vuol dire anche produrre diciamo questi servizi ecosistemici che di fatto in qualche maniera fanno la differenza. Ecco quindi che trovando la condivisione anche da parte della giunta regionale che dandoci fiducia ci ha dato anche qualche soldino per poter compiere questo lavoro, abbiamo deciso, sfruttando il momento magico, di andarci ad estendere la nostra indagine ai servizi ecosistemici ed anche in materia paesaggistica sulla capacità che ha la bonifica di agire sugli obiettivi di paesaggio del PTRC. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cercare delle vittime. Le vittime naturalmente non potevano che essere 3 consorzi che avessero voglia di lavorare con noi, facendoci fare la prima fase sperimentale del lavoro. Ecco quindi che con 3 consorzi, che il Adige Euganeo, il Piave e l'Acque Risorgive, abbiamo cominciato la prima parte dell'attività e abbiamo messo a punto un po' il modello che adesso abbiamo cercato di estendere anche ad altri consorzi e devo dire che e forse questo rappresenta diciamo l'esito principale di questa mia relazione, è che il momento magico non si è spento e attualmente siamo in tanti che lavoriamo su questo tema, paesaggio e servizi ecosistemici nell'ambito dell'attività di bonifica e via via forse abbiamo raggiunto un numero di una cinquantina di persone che dedicano naturalmente il loro tempo residuale a questa attività. Ecco quindi che nel ringraziare tutti per questo momento magico che possiamo vivere in questo momento, devo dire che sono incredibilmente fiducioso del fatto che anche con questo lavoro che stiamo compiendo arriveremo a dare un esito che cercavamo comunque da tempo.
ringrazio tutti sia per l'aiuto che mi viene dato in questo momento, sia della fiducia che la Giunta regionale ha voluto riservarci, sia anche per aver deciso di mettere in condivisione tutti gli elementi di conoscenza che tante persone che lavorano nei consorzi di bonifica avevano dentro di loro e che raramente erano state messe, diciamo, come evidenza pubblica. Bene. Grazie a Luigi De Lucchi, visto che me lo ha permesso con un sorriso, rullo di tamburi per dare la parola ad Andrea Castani, direttore di Ambi Veneto, che ha promesso anche di essere conciso perché il drone ci sta aspettando per sorvolare il LED. Prego. Sì, grazie a tutti. Prima di entrare, anche finché si carica la relazione, un ringraziamento a tutti quelli che sono già intervenuti e quelli che interverranno anche successivamente, e a tutti coloro che sono collegati. Una meravigliosa giornata, estremamente interessante per il tema, ma soprattutto perché ci dà la possibilità di affrontare e di dare alcuni spunti. Allora, l'irrigazione in Veneto, 4 numeri solo per inquadrare lo scenario di cui abbiamo parlato tutta stamattina. Su 1.200.000 ettari di superficie abbiamo 946.000 ettari, circa 100.000, 1 milione di ettari di superficie agricola interessata sui nostri comprensori, di cui 600.000 è un territorio, 600.000 ettari sono irrigati. Quindi il 50% circa della superficie totale di comprensori di bonifica sono praticamente interessati dall'attività di irrigazione. In Veneto, ecco, scusami, come dicevamo prima, su 1.200.000 ettari, il 65% della superficie regionale, abbiamo 600.000 ettari interessati, 400.000 ettari sono irrigazione di soccorso e 200.000 ettari è un'irrigazione strutturata, quindi pari al 34% del totale di irriguo. Di questi 200.000 ettari abbiamo 160.000 ettari che sono canalette ancora a gravità, quindi le famose canalette in cemento strutturate, e 40.000 ettari sono impianti in pressione tubati di pluvirigo. Poi vedremo questi 40.000 ettari che evoluzione hanno avuto e avranno nei prossimi anni. Tradotto in chilometri, la superficie che abbiamo visto prima, cioè i 600.000 ettari di superficie irrigata in Veneto, sono interessati da una rete capillare di 18.500 km di reti, di cui 10.000 sono di tipo promiscuo e 8.500 sono ad uso irriguo esclusivo. Di questi 8.500 km abbiamo 4.600 km ancora di canalette in cemento a gravità e 3.900, circa 4.000 km sono impianti a pressione tubati, quindi impianti innovativi. Le aree su cui insisto i numeri che abbiamo appena evidenziato sono questi. In rosso abbiamo tutta la parte dove l'irrigazione è prevalentemente di soccorso. Le aree in giallo abbiamo un'irrigazione mista, però prevalentemente strutturata, e le aree verdi abbiamo un'irrigazione prevalente strutturata, quindi aree dove abbiamo già effettuato gli investimenti che si ricordavano prima. Se andiamo avanti, vedete che, come citava il dottor De Lucchi prima, sulle aree che vediamo nella mappa, i punti azzurri sono i punti principali di derivazione, 714 sono le fonti di prelievo, 528 superficiali, 186 sono sotterranee. Da queste derivazioni preleviamo circa 5 miliardi di metri cubi di acqua. La stagione irrigua parte dal 15 marzo e arriva al 15 di ottobre, con la chiusura. Il LEB è quello che anticipa e posticipa la stagione irrigua media di tutti gli altri consorzi, che generalmente è dal 15 di aprile al 15 di settembre. Le portate concesse, come abbiamo accennato prima, sono di circa 420 metri cubi secondo, superano i 400 metri cubi. E da qua derivano che all'interno della stagione irrigua preleviamo 5 miliardi di metri cubi. Il 95% sono da fonte superficiale,
e il 5% da acquiferi sotterranei. A questi dati qua si aggiungono gli autoapprovvigionamenti, come citava prima il dottor De Lucchi, un 50 circa metri cubi in aggiunta a quello che sono i prelievi, così come si stanno evidenziando. Allora, per quanto riguarda gli investimenti e le sfide per l'irrigazione, e quindi cercherei di farvi così attirare l'attenzione su alcune considerazioni che sono quelle finali poi. Cioè la vita dell'acqua sul territorio, il percorso che l'acqua che noi deriviamo fa attraverso l'utilizzo. Quindi da una derivazione irrigua, e quindi da quelle 714 fonti, abbiamo la distribuzione consortile, la quale si divide in due grandi rami. È un'irrigazione destinata all'agricoltura e quindi che soddisfa il fabbisogno idrico delle culture, e un'irrigazione verso l'ambiente che genera servizi ecosistemici. Avete sentito prima, le ha accennato anche De Lucchi, e sono quei due grandi contenitori su cui vorrei porre i miei quesiti. L'irrigazione e l'agricoltura in primo modo, e per rispondere all'efficientamento, alle esigenze dell'agricoltura, ai cambiamenti climatici, a un'agricoltura sempre più efficiente, i consorzi si sono dotati di strumenti, o meglio sono riusciti a attrarre finanziamenti importanti per gli investimenti, per generare quell'efficienza necessaria che oggi ci viene chiesta verso il risparmio idrico e soprattutto verso un'agricoltura che sempre di più ha bisogno di acqua, e sempre più aree hanno bisogno di avere acqua garantita e non più acqua di soccorso. E allora da queste due tabelle vediamo quanto sono stati gli investimenti e quanti saranno nel futuro gli investimenti che i consorzi hanno messo in cantiere. Abbiamo investimenti finanziati dai varie linee di finanziamento, come vedete bene, dal PSR, dal piano invasi 1, dal piano invasi straordinario, dal Fondo per le infrastrutture strategiche, dalle varie leggi finanziarie degli ultimi 3 anni e da altri DPCM, per circa 212-213 milioni di euro. 20 progetti che però hanno portato e porteranno nei prossimi anni a una trasformazione da un'irrigazione non strutturata a irrigazione strutturata, o addirittura una trasformazione da canaletti in cemento a pluvirigazione per circa 21.000 ettari aggiuntivi a quelli che abbiamo visto prima. Il grande lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, che è stato accolto dalla Regione nel piano, nel PRR, cioè il Recovery Fund regionale, sono 13 progetti ulteriori per investimenti di 345 milioni di euro. Capite bene che il driver dell'irrigazione è un fattore molto importante per l'attività di consorzi nei prossimi anni, a sostegno appunto di un'agricoltura efficiente e moderna. A questi si aggiungono, non l'abbiamo scritto nelle slide, quei 100 milioni di finanziamenti richiesti che accennava prima il dottor Fregolent per quanto riguarda la fitodepurazione, e a questi si aggiungono oltre dei importanti progetti che non abbiamo messi sugli investimenti correlati direttamente all'irrigazione. Uno era il progetto sulla diga del Vanoi e la diga di Meda, che sono due grandi infrastrutture che avrebbero comunque un'utilità irrigua nel momento in cui venissero realizzati, e non solo. E poi abbiamo l'altra componente, che è l'irrigazione e l'ambiente. L'abbiamo sentito prima dal dottor De Lucchi, l'importanza di affrontare questo tema in maniera seria, dettagliata e scientifica. Regione Veneto, insieme a Conambi, i consorzi di bonifica, hanno realizzato questo studio che ha mappato e valutato i servizi ecosistemici che l'irrigazione, oltre al fabbisogno culturale, fornisce al territorio. E i servizi ecosistemici che abbiamo analizzato sono i bacini di fitodepurazione, le fasce tampone, la ricarica delle falde, i corridoi ecologici, le attività sportive della pesca, l'acquacoltura, i parchi collegati al valore paesaggistico, le aree storiche correlate alle ville presenti sul nostro territorio e i percorsi ciclopedonali. Di tutti questi servizi ecosistemici siamo riusciti a quantificarli e a mapparli. Quindi li abbiamo tradotto su delle mappe
dove sono ben visibili le aree interessate da questi servizi ecosistemici, e questo sarà molto utile per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, che dovremmo fare delle derivazioni nei prossimi anni, sottoponendoci appunto al rinnovo delle concessioni. Questo studio evidenzia due cose importantissime, e quindi ogni servizio ecosistemico è stato valutato in termini di valore, cioè secondo il grado di presenza su una determinata porzione di territorio, e soprattutto, proprio per rispondere anche alle richieste, alle domande che serviranno per dare dimostrazione dell'applicazione o meno del deflusso ecologico, della vulnerabilità, cioè in relazione alla fragilità che ogni singolo servizio avrà rispetto a una possibile riduzione delle portate oggi assentite. E quindi a seconda del grado di vulnerabilità avremo servizi ecosistemici che soccomberanno al modificarsi dell'acqua prelevata e distribuita su un territorio. E allora mi pongo le ultime delle domande che serviranno poi alle riflessioni finali. Le derivazioni sono quindi solo irrigue, e vedete una foto estremizzata ma che chiarisce bene quello che vuol dire, oppure sono anche ambientali. Avremo due tipologie di ambienti, due tipologie di paesaggio e sicuramente delle riflessioni da fare molto interessanti. Altra domanda: fino a che punto è utile ridurre i prelievi irrigui dai fiumi? Se guardiamo a una visione ecologica, abbiamo un agroambiente che vive di irrigazione e l'acqua serve per l'agricoltura e per l'ambiente. Se guardiamo solo al deflusso e quindi alla necessità di soddisfare le portate dei fiumi per portare l'acqua a mare, abbiamo una massima efficienza sicuramente dell'uso dell'acqua irrigua attraverso l'irrigazione di precisione, e quindi acqua solo alla cultura. Facendo questo avremo sicuramente acqua da portare, da lasciare nel fiume, ma avremo, come le immagini ce lo evidenziano, avremo due territori che vanno nel senso opposto. Allora forse è giusto trovare l'equilibrio giusto, quindi l'acqua distribuita sul territorio dovrà servire per l'irrigazione, che è una componente importante e quindi va efficientata attraverso il miglioramento e dell'efficienza e delle nuove infrastrutture, quindi attraverso l'attività dei consorzi, e attraverso l'irrigazione di precisione che a livello aziendale dovrà migliorare tutto il sistema. Questo ci porterà ad un territorio molto più resiliente. Dall'altra parte i servizi ecosistemici, che hanno il compito di mantenere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, di garantire la biodiversità e di dare un contrasto ai cambiamenti climatici. Insieme questi due fattori, inevitabili, si congiungono in una sostenibilità evidente di quello che è l'acqua e la risorsa idrica utilizzata non solo ai fini irrigui, non solo per l'agricoltura, ma per l'ambiente e per il territorio. E mi avvio alla conclusione. È inevitabile, vi ho messo questa slide per farvi capire che questo problema ormai del cambiamento climatico, della siccità, dell'uso razionale della risorsa idrica non è più un problema dei paesi mediterranei dove l'irrigazione è un fattore di produzione determinante. Questi sono alcuni articoli di giornali con uno estratto che abbiamo fatto per farvi dimostrare come nell'area delle Fiandre in Belgio abbiamo ormai una siccità evidente. Come le potete leggere, per il 4º anno consecutivo questa area sta affrontando una grave siccità e è stato fatto divieto agli agricoltori di pompare acqua dai corsi d'acqua per irrigare i loro campi perché la falda acquifera era troppo bassa. Quindi capite bene che il problema ormai si sta estendendo e la problematica del deflusso ecologico non è più un problema solo nostro, ma sarà un problema che dovrà essere affrontato a livello comunitario. E quindi vi lascio alla fine con l'irrigazione. Che territorio vogliamo? Gestire l'acqua significa gestire un paradigma territoriale.
Oltre all'agricoltura, la nostra visione è rivolta a uno sviluppo del territorio per una sempre maggiore consapevolezza del valore del bene acqua e del sistema agroambientale che ne deriva. Grazie. Grazie ad Andrea Cristani, direttore di Ambi Veneto, e adesso dovremmo essere al momento clou della mattinata con l'apertura delle paratoie del canale LEB. Dico dovremmo perché quando si parla di collegamenti di etere, per esperienza è sempre bene usare il condizionale. Ricordo a tutti che il modo migliore per vedere il video sul Zoom è la modalità vista relatore che trovate in alto a destra sullo schermo. Dobbiamo spiegare così come vorremmo, eccetera, o se dobbiamo lasciare l'acqua nei corsi d'acqua. Mobile. Se Matteo Dani, che è il capo settore tecnico del consorzio LEB, è in linea ed è collegato. Sono in linea, buongiorno a tutti. Ecco, ti darei la linea per questa semplice ma significativa cerimonia. Prego. Grazie. Osserviamo in questo momento la vasca di carico sedimentazione consortile, un manufatto che è stato completato nel 2000 e ha delle dimensioni 75 x 75 metri. L'opera, che comprende anche 2 paratoie piane di regolazione elettroattuate 4 x 4 metri, in fase di apertura, è stata concepita per consentire sostanzialmente il rallentamento della velocità delle portate ad uso irriguo in ingresso, determinando la sedimentazione dei solidi in sospensione, per lo più matrice limo-sabbiosa, caratteristici dell'Adige, che altrimenti confluirebbero all'interno del canale sotterraneo Guabba-Chiglione, che ricordo ha una lunghezza di 27,7 km, causandone nel tempo il completo interrimento con conseguente inutilizzo. Il setto centrale che potete vedere in questo momento consente una miglior distribuzione della portata derivata, con conseguente maggiore uniformità nel deposito del materiale in sospensione. Una serie di pomponature poste nel fondo della vasca trattengono invece le particelle più pesanti, intercettandole dove la velocità è maggiore, quindi nel fondo. Annualmente vengono asportati circa 3.000 m3 di materiale che viene completamente riutilizzato dopo caratterizzazione chimica come ringrossi arginali in punti considerati sensibili, ovvero dove gli argini sono maggiormente pensili nel canale irriguo Adige-Gua. Si può osservare a sinistra dell'immagine il conferimento del materiale relativo alla stagione irrigua 2020 che porteremo adesso riutilizzeremo nel corso del 2021. Poco a valle dell'opera di presa del fiume Gua, quindi ecco ci spostiamo un po' a valle, chiedo all'operatore un'immagine, ecco dove c'è la passerella, benissimo, possiamo osservare l'opera di sbarramento e regolazione idraulica che è costituita da un pancone a doppio scudo, movimentato da un circuito oleodinamico. Chiedo ecco all'operatore se mi inquadra più a valle, grazie, non a monte. Scusate un attimo. Dall'altra parte. Comunque, lo sbarramento è costituito da un pancone a doppio scudo movimentato da un circuito oleodinamico e consente una piezometrica favorevole per la messa in pressione del canale sotterraneo Guabba-Chiglione, circa mezza atmosfera di pressione di esercizio. Lo sbarramento viene azionato durante la stagione irrigua in funzione della portata concessa. Per il mese di marzo è pari a 12 m3 al secondo e fino a massimi 34 m3 al secondo per il mese di luglio. Viene sollevato completamente in via preventiva ogni qualvolta si verificano eventi meteorologici avversi con conseguente innalzamento di livelli idraulici correlati a portate di morbida o di piena. Ora risaliamo il Gua verso monte e andiamo a vedere l'opera di scarico nel fiume Gua, dove termina il canale artificiale Adige-Gua. Andiamo sempre avanti, più sulla destra, andiamo verso destra.
Ecco, potete vedere in questo momento un'immagine del canale irriguo Adige-Gua artificiale, costituito da lastre in cemento armato precompresso di 6 cm. Il canale consente di scaricare nel Gua portate medie pari a 26,5 m3 al secondo, che sono distribuite proporzionalmente ai 3 consorzi elementari che costituiscono il LEB, Alta Pianura Veneta, Adige Euganeo e Bacchiglione. Purtroppo, a causa delle pessime condizioni del rivestimento del canale irriguo Adige-Gua, che è lungo 16,25 km e realizzato negli anni 70, solo una parte delle portate vengono effettivamente distribuite. Infatti vengono dispersi circa 4,8 m3 al secondo lungo tutto il tragitto. Grazie all'esecuzione degli interventi illustrati precedentemente anche dal Presidente, ovvero di rifacimento di tutto il rivestimento, il cui termine è previsto tra il 2025 e il 2026, in quanto i lavori sono realizzabili solamente nel periodo invernale, i valori medi di perdite passano dagli attuali 4,8 a 1 m3 al secondo, quest'ultimo da attribuire al tratto di canale sotterraneo, con una riduzione di 3,6 m3 al secondo. In termini volumetrici si passa da 152 milioni di metri cubi d'acqua persi all'anno a 36,7 milioni di metri cubi, con risparmio idrico annuo di 115 milioni di metri cubi al secondo. Tutto ciò si traduce, a parità di portata derivata, alla possibilità di incrementare da 0,3 a 0,5 litri al secondo per ettaro l'attuale dotazione irrigua, in rapporto alle superfici irrigata, che è oltre 82.000 ettari, o altrimenti di incrementare quest'ultima di circa il 12%, arrivando quasi ai 100.000 ettari irrigati. Ecco, in questa immagine possiamo vedere lo scarico in Gua che citavo prima, costituito sempre da 4 paratoie piane misura 4x4 che fanno tenuta 2 verso monte e 2 verso valle. Possiamo tornare verso l'opera di presa e procedere con l'apertura delle paratoie. Ecco, ricordo che il LEB, oltre a svolgere un servizio irriguo di primaria importanza, apporta benefici diretti ed indiretti anche all'ecosistema, attraverso la vivificazione di quei corsi d'acqua come il Fratta, il Guafrassine o il Bisato, che presentano un deflusso minimo vitale insufficiente. Il sistema LEB assume inoltre funzioni di difesa del suolo tramite l'eliminazione delle portate di piena del fiume Guafrassine e Bisato in Bacchiglione, qualora i rispettivi profili di piena lo consentano. Ecco, vedete in questo momento l'apertura delle paratoie e l'ingresso della portata che consentirà poi lo svolgimento del servizio irriguo che ha inizio oggi. In questo momento entrano circa 4 metri cubi al secondo nella vasca e servirà circa un giorno per mettere in pressione il canale sotterraneo e consentire ai consorzi elementari di beneficiare delle portate irrigue nei vari punti di consegna distribuiti nel comprensorio. Ecco, per il riempimento serviranno circa un paio d'ore. Quindi al momento ringrazio i partecipanti per l'attenzione e restituisco la regia all'Ambi Veneto. Grazie. Grazie dall'Ambi Veneto, non possiamo che fare un grande applauso. All'inizio della stagione. All'inizio della stagione irrigua, sicuri comunque che l'anno prossimo speriamo di essere di presenza sul posto, anche perché la cerimonia così semplice ma ha un suo fascino e un profondo significato. Ora, visto che insomma le 2 ore non le abbiamo per aspettare che si riempia il bacino, mi tolgo anche la mascherina, me l'ho scordato così ci si sente meglio, e diamo il via alla parte conclusiva con gli interventi istituzionali. Se è in linea darei la parola a Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto. Ricordo le domande che sono state poste dal direttore di Ambi Veneto. La prima era forse un po' retorica, visto anche l'ambiente nel quale si è sviluppata la mattinata,
Derivazione solo irrigua o anche ambientale? E la seconda è stata: fino a che punto è utile ridurre i prelievi irrigui dai fiumi? Se Daniele è in linea, lascio la parola. 5 minuti a testa per la tavola rotonda finale. Non so se Daniele Salvagno in linea ci sente, qualcuno mi faccia un cenno, se no da Coldiretti Veneto lo recuperiamo dopo. Se no chiama tutti i... Giordano Emo Capodilista, vicepresidente Confagricoltura Veneto, c'è? Se ci sente può intervenire. Sì. Prego, a lei la parola per i suoi... Buongiorno, mi sentite? Sì, bene, assolutamente, buongiorno. Sì, anche me, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i presidenti, ai direttori, all'assessore Caner. Ho ascoltato con grande interesse appunto tutte le relazioni molto interessanti e molto importanti. Io sarò breve, dando la prima domanda, ambiente e agricoltura. Direi che l'agricoltura ha una valenza ambientale molto importante, per cui, per carità, le cose sono distinte, ma possono essere anche viste dallo stesso punto di vista. Una cosa è una politica ambientale, un'altra cosa è una politica ambientalistica. Stiamo trattando a livello europeo proprio questi grandi temi con la nuova programmazione della PAC, con i nuovi col Recovery Plan, che dà molta attenzione all'ambiente, e noi però queste cose le vogliamo essere attori e non comparse, in quanto comunque gli agricoltori da sempre hanno avuto una particolare attenzione all'ambiente e l'hanno gestito anche, in quanto comunque la terra è il nostro fattore principale di produzione. Sì. Quindi sì, sono due cose diverse, ma vedrete che comunque cercheremo sicuramente di poter portare il nostro apporto importantissimo in tutte queste tematiche che comunque sono agricole. Ripeto, la politica agricola comunitaria è una politica fatta per le imprese agricole, ha il 32% del budget comunitario e sicuramente è stato anche decurtato del 10%, e terremo sicuramente e faremo presente a tutti i livelli di quanto siamo importanti, quanto sono importanti i nostri associati. Per quanto riguarda il LEB, la cosa che io mi sentirei appunto di introdurre è, al di là della sua importanza che conosciamo tutti, sicuramente io credo che oggi il 15 marzo si inizia, no? Però si sa che le agricolture sono anche variate nel corso degli anni. Per esempio, per fare un esempio concreto, 15 giorni fa c'era una richiesta per l'irrigazione delle cipolle, però come sappiamo non si poteva aprire. Quindi io credo che avere una maggiore flessibilità diciamo rispetto all'apertura e anche una rimodulazione delle portate, che come sappiamo comunque cambiano in maniera diciamo ogni mese cambiano, probabilmente può andare incontro sicuramente agli interessi delle aziende agricole e anche alle coltivazioni che stiamo facendo. Quindi le portate delle acque e anche l'apertura stessa del LEB, io suggerirei, ma penso che siamo tutti d'accordo, di dare una maggiore flessibilità per le cose appunto che ho detto. Un'altra cosa che vorrei introdurre, io credo che proprio alla luce della nuova programmazione e anche dei fondi che arriveranno appunto dal Next Generation, sarebbe utile che il LEB potesse diventare un laboratorio dove si potesse anche, con anche gli opportuni finanziamenti, proprio fare il punto sulle nuove tecniche di irrigazione. E quindi non solamente un consorzio di secondo grado importantissimo, ma anche un punto dove, proprio per la sua importanza, e come è successo anche, sta succedendo in Emilia Romagna, con il più grande consorzio di secondo grado di irrigazione, si potesse utilizzare queste esperienze, queste sapienze e la capacità appunto di tutto il sistema di poter avere delle possibilità di sperimentare, di essere quindi addirittura il LEB visto in una chiave futura e sperimentale per le nuove tecniche di irrigazione. Un'altra cosa importante è ricordare anche l'NBT, le piante, il fatto di riuscire con la scienza quindi a irrigare meglio, ma anche a irrigare piante che possono essere resistenti alla siccità grazie alle tecniche di cui ho accennato prima, e che sicuramente per il futuro sarà importantissimo proprio per sprecare meno l'acqua e comunque avere anche la possibilità di avere maggiori performance anche sulle produzioni agricole che andremo a fare.
Ecco, per finire, io credo che sia anche importante introdurre il fatto che il LEB, sappiamo, è di 3 consorzi e in ogni caso il 51% è del consorzio Euganeo-Berico. Credo che la governance del LEB auspicabilmente in futuro, magari con una modifica statutaria, abbia un'alternanza rispetto ai consorzi a cui fa riferimento, e che quindi ci sia la possibilità di ciascun consorzio di poter portare la propria esperienza e anche le proprie diversità, perché ogni consorzio poi ha le sue diversità all'interno del LEB stesso. Ecco, queste sono le proposte chiare, pratiche, che la mia organizzazione Confagricoltura porta sul tavolo e appunto vi ringrazio ancora per questa bella giornata e per tutto quello che ci avete spiegato e insegnato. Ogni giorno si impara qualcosa. Grazie. Grazie, prendo spunto dall'intervento del vicepresidente di Confagricoltura Veneto per ricordare che è proprio in atto un progetto Ambi Veneto insieme ai consorzi di bonifica per trasformare, per dare un ruolo innovativo al consorzio e al canale LEB come centro tecnico scientifico per l'irrigazione del Veneto. Ora diamo la parola a Gian Michele Passerini, che è il presidente della CIA del Veneto che vediamo collegato. Prego, per i suoi 5 minuti. Sì, buongiorno, forse anche meno, perché già tanti dei concetti che volevo esprimere sono già stati toccati. Intanto un ringraziamento al presidente di Ambi Veneto e un saluto al presidente Vincenzi e all'assessore Canè. Detto questo, noi oggi ci stiamo interrogando su quale può essere, nel mio caso, appunto come rappresentante di una categoria di agricoltori, quale può essere il ruolo dell'agricoltura e dell'agricoltore in questa fase. E come anzi detto dal mio predecessore, non può essere un ruolo che non prescinda da una gestione diretta di quello che è l'ambiente e l'agricoltura. Ricordiamoci che l'agricoltore non è solo un utilizzatore di acqua, ma è anche quell'elemento che è sul territorio e compie tutta una serie di atti che spesso vengono meno dal punto di vista della visibilità, ma sono altrettanto importanti per quanto riguarda il spostamento degli ecosistemi e la gestione territoriale. Devo dire che è una battuta che ho fatto alcuni anni fa, sempre in una riunione di Ambi. C'è questa idea che l'agricoltura possa essere un qualcosa che prescinda dall'acqua. E c'è questa idea malsana che spesso porta a ragionare che l'acqua serva solo per fare agricoltura. Quindi le due domande che poneva prima il direttore Crestani, cioè deflusso minimo sì, deflusso minimo no. Beh, se noi per un attimo ci spostiamo da quelle che sono le produzioni, andiamo a vedere poi nelle sue slide, l'ha anche sottolineato in maniera chiara, cosa vuol dire ad oggi l'utilizzo dell'acqua su un territorio, in questo caso il nostro Veneto, e beh, allora possiamo cominciare a ragionare sul fatto che probabilmente l'acqua non è solo una questione di utilizzo produttivo, ma diventa una questione di benessere sociale, di ecosistema e di tutto quello che è l'annesso e il connesso rispetto a ciò che viene prodotto dall'acqua. Ambiente, paesaggi, montani, rurali, turismo, agriturismo, enoturismo, e quindi tutto un sistema economico che gravita attorno a quello che è l'utilizzo e l'importanza dell'acqua. Qual è il tema oggi? Il tema purtroppo non è quello di tirare una coperta un po' a destra o un po' a sinistra. Il tema è, l'abbiamo visto nella slide di apertura, che un ghiacciaio come la Marmolada, che negli anni ha sempre più alzato il suo livello fino ad essere quasi un lembo impercettibile, voglio dire, questo è il grosso tema di oggi. Non è appuntare il dito a chi utilizza un litro in più o chi utilizza un litro in meno, ma è come facciamo oggi a, primo, mantenere l'acqua che non vada a mare. Secondo, mantenere l'acqua nella diversità di tipologia di piogge che oggi avviene. Oggi non si ha una regolarità climatica, abbiamo un'irregolarità climatica che spesso ci porta ad avere bombe di acqua incontenibili con danni annessi. Quindi il tema oggi è questo, e come poi riportare l'acqua in falda, perché è impensabile che tutta questa massa di acqua arrivi sui nostri terreni, scivoli via e poi corra a mare. Quindi oggi dobbiamo avere l'ho sentito prima negli interventi precedenti, dobbiamo avere una visione che sia idrosistemica, che parta
dall'agricoltore in questo caso, dai consorzi di bonifica, dalla politica, dagli strumenti che ha la politica regionale, come ad esempio l'Agenzia Connesse, in un progetto di sistema. Altrimenti rischiamo di fare un'operazione a compartimenti stagni che mette sull'altare o determinati atteggiamenti ambientalistici magari estremi e porta su un livello minoritario quello che è un ruolo centrale invece che oggi l'agricoltore dovrebbe avere. Lo diceva prima poc'anzi il Presidente a capo di lista, noi abbiamo la necessità di compiere l'operazione a tutto tondo. Va bene la gestione, va bene le opere infrastrutturali, ma dobbiamo cominciare a ragionare anche su quello che è l'utilizzo di nuove tecniche produttive, oltre che nuove varietà vegetali, senza avere la paura di nominare la genetica, in questo caso la cisgenetica, il genoma editing, perché è paradossale, lo invochiamo per uscire dalla pandemia, la ricerca genetica, però alziamo le mani e aberriamo quando si parla di provare a mettere in campo una varietà che consumi meno acqua, che sia più resistente ai pesticidi, quindi occorre anche un approccio mentale diverso, culturale diverso, che non sia legato e schierato. E quindi qui in questo caso tutto il sistema, compresi i consorzi di bonifica nella fattispecie, noi associazioni di categoria, gli strumenti politici regionali, nazionali, ma anche l'università e la ricerca ci devono dare una mano per traghettarci fuori da queste, tra parentesi, secche, che credo che se tutti insieme ci metteremo all'opera, e qui gli agricoltori, voglio dire, è fondamentale fotografare anche la fotografia, oltre che porre l'obiettivo, dobbiamo anche capire da dove stiamo partendo, dove eravamo 20 anni fa, dove siamo ora, dove vogliamo arrivare. Questo è quello che io mi sento di dire come Presidente di CIA. CIA sicuramente è al fianco delle istituzioni, dei consorzi, di AMBI in questo caso, realtà i consorzi venete che a differenza ad esempio di altre realtà sul territorio nazionale sono realtà efficienti, sono realtà che hanno progettualità, mettono in campo progettualità, utilizzano le risorse, cosa che spesso sul livello nazionale, questo è un appello che faccio al dottor Vincenzi, non vengono fatte, quindi precludono e condizionano anche spesso le dotazioni economiche e finanziarie che poi vengono spalmate sull'intero territorio nazionale. Grazie a tutti e buon lavoro. Bene, vedo che abbiamo recuperato anche il Presidente di Coldiretti Veneto Salvagno. Ricordo le domande che erano state poste da Andrea Crestani, derivazioni solo irrigue o anche ambientali, ma soprattutto fino a che punto è utile ridurre i prelievi irrigui dai fiumi? Detto ciò, dando la parola a Daniele Salvagno, ricordo anche e chiedo di prepararsi a Federico Canner, poi per il suo intervento, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto. Parola a Salvagno. Grazie dottor Stelluto, perché è sempre un piacere fare questi brevi interventi. Sarò veramente breve perché il mio predecessore ha illustrato perfettamente quello che è l'importanza dell'acqua nell'agricoltura e noi oggi stiamo parlando la lingua a più riprese. Innanzitutto, ecco, penso che Moreno Cavazza, quando ha presentato quel bellissimo video di quello che cos'è il LEB, ecco, l'acqua non è solo un prezioso per l'agricoltura, ma è anche un sistema, e ha detto chiaro e tondo all'inizio dell'intervento, un sistema veneto che serve per un'efficienza anche ambientale, anche da un punto di vista non solo agricolo, ma dell'ambiente e del governo del territorio. Ed è lì che noi dobbiamo entrare in maniera importante e imponente come gli utenti, quindi l'agricoltore deve essere parte integrante di questi consorzi di bonifica. Io mi permetto di ricordare quanto è stato faticoso mantenere una governance su questo, ma è fondamentale perché l'agricoltura è il bene più prezioso che noi abbiamo e è a servizio dell'acqua, e l'acqua deve essere a servizio dell'agricoltura. Quindi agricoltura è anche ambiente e anche governo del territorio. Queste sono le tre parti fondamentali di uno snodo di quello che oggi stiamo portando avanti. Ma bisogna che puntiamo tantissimo anche sulla sicurezza idraulica, perché con queste anomalie climatiche abbiamo visto che noi abbiamo 1.170.000 ettari di superficie controllata, ma è gestito il 40% delle idrovie, ma solo il 50% è irrigato. E quindi noi, se vogliamo essere un qualcuno nel mondo, dovremmo anche il sistema di irrigazione dovremo renderlo all'altezza dei nostri competitor israeliani piuttosto che gli spagnoli, perché non si può sperperare acqua e quindi
buttarla così a scorrimento, ma nello stesso tempo bisogna preservarla. Capisco anche questo aspetto di quello che può essere anche il fatto del deflusso dei fiumi. Noi dovremo sempre di più che l'agricoltura si va a braccetto con quello che è l'ambiente, con quello che il consumatore finale chiede di vedere. Il fatto di vedere percorrere l'acqua su un fiume a volte serve anche questo, però è una fonte inestimabile di reddito per un'agricoltura sana, sostenibile, e non solo, ma abbiamo visto quanto, e questo bisognerebbe che qualcuno gli spiegasse la parola vivificazione, perché oggi saper che un'acqua posta a monte viene filtrata all'interno delle falde dei terreni puliti in ordine come noi agricoltori sappiamo fare, e poi ritorna a valle e fa scorrere questi bellissimi fiumi sempre in ordine, perché abbiamo un controllo gestionale di un patrimonio che, se lo facesse qualcun altro per noi, vorrebbe dire uno sperpero di milioni di euro che non ha eguali, perché c'è questa attenzione minuziosa di quelli che sono una buona gestione dei consorzi di bonifica, e qua veramente c'è da dare un plauso sia ai dirigenti che ai presidenti, il buon Francesco Vincenti, che è parte integrante di un AMBI. Questi sono lavori che non hanno eguali, è un patrimonio inestimabile per tutta la nostra regione. Ma finisco nel far capire anche alla politica che è perché noi abbiamo lavorato bene a livello nazionale, siamo riusciti a portare delle risorse importanti sul nostro territorio, e quindi siamo riusciti a dare valore aggiunto al nostro sistema, perché una volta era una contribuzione importante della Regione Veneto, oggi è leggermente diversa. Ecco, sappiate quanto valore aggiunto fa l'agricoltura nei confronti della società. Ecco, quindi ridimensioniamo quelli che sono l'applicazione, le deroghe del deflusso ecologico, cerchiamo di trovare tutte le soluzioni per laminare il più possibile quelle che possono essere le soluzioni di trattenere le acque per far fronte a queste direi annate siccitose, con dei grandissimi periodi che si alternano. Eviteremo sicuramente, dobbiamo mettercela via, che non ci saranno più gli autunni, e quindi noi dobbiamo essere in grado di far fronte alla mancanza di acqua o la sovrabbondanza di acqua. Quindi oggi dobbiamo lavorare per questo sistema, per fare in modo che quando l'acqua c'è, trattenerla il più possibile, e quando l'acqua non c'è, farcene bastare a tal punto di dargli la giusta dignità all'agricoltore, perché continui a produrre reddito su un territorio così bellissimo come il nostro Veneto. E ringrazio anche Andrea Crestani, perché veramente ha fatto un grande sistema sul nostro territorio, e quindi non me ne voglia tutti gli altri che non ho citato, ma veramente, ecco, veramente grazie a tutti. Bene, nel dare la parola all'assessore regionale Federico Caner, mi piace comunque ricordare che sia i maestri israeliani che per altri versi i maestri olandesi vengono in Italia a studiare il modello e l'organizzazione e l'attività dei consorzi di bonifica, quindi c'è sempre da imparare, ma insomma i consorzi di bonifica e di irrigazione hanno anche qualcosa da insegnare. Detto ciò, se Federico Caner si collega, gli diamo evidentemente la parola. Lo vediamo collegato, però non lo vediamo in video, e anche con il... Eccolo qua. L'abbiamo intravisto, probabilmente c'è un... Eccolo qua, buongiorno assessore, buongiorno qua. Buongiorno a tutti. A lei la parola. Eccolo qua. Le conclusioni di Vincenzi. Com'è? A lei la parola e poi le conclusioni al presidente Ambi Vincenzi. Ah sì, no, grazie a tutti. Innanzitutto aspetta che tiro un po' sul computer, perché qua siamo sempre a lavorare in emergenza. Grazie a tutti innanzitutto per l'invito, e ho sentito gli interventi. Intanto permettetemi di ringraziare i presidenti del consorzio LEB e di Ambi Veneto per aver scelto anche questo importante momento di incontro per celebrare ovviamente
l'importanza dell'irrigazione del territorio veneto. Insomma, abbiamo sentito anche gli interventi e abbiamo capito la valenza qual è, e sempre di più come assessore all'agricoltura mi rendo conto anche dell'impatto importante che ha tutto il sistema della bonifica sul nostro territorio. L'apertura delle paratoie ha un forte significato simbolico, in quanto di fatto apre la stagione irrigua del Veneto, come avete ricordato voi, e questo evento ci permette anche di confermare ogni anno l'importanza dell'opera del canale LEB, che è stata prima di tutto una bellissima idea. Ogni anno ci accorgiamo che questa bella idea diventa progetto e poi opera realizzata, è divenuta progetto e poi opera realizzata e conclusa. Ci offre la possibilità di realizzare qualcosa di nuovo e di molto utile sia per il territorio che per il canale LEB che attraversa. All'inizio, ecco, questa forse è la cosa più importante, all'inizio il LEB era prioritariamente considerata come una grande opera irrigua, ovviamente con la finalità di portare acqua nelle nostre culture in maniera tale da poter creare prodotti e quindi ovviamente cibo. Il problema è che poi il LEB ha mostrato anche di avere altri ruoli, in particolare il ruolo di veicolo per le acque anche provenienti dai poli industriali e civili del Vicentino, che, come voi sapete meglio di me, coinvolgono in fratta per poi essere allontanate sotto la spinta delle acque del LEB. Quindi, oltre all'aspetto irriguo per l'agricoltura, per creare produzione, poi abbiamo avuto questo ulteriore, diciamo, importante ruolo, e poi anche veicolo di trasporto delle acque di piena della rete idraulica minore verso il fiume Bacchiglione. Anche questo è un altro aspetto molto importante, senza contare che di recente l'acqua che scorre nel canale LEB è diventata preziosa anche per estendere l'irrigazione in tutti i territori interessati dalla contaminazione delle falde dei PFAS, no? Vi ricordate tutti quella situazione che ci ha messo fortemente in difficoltà, e che ovviamente i PFAS hanno reso quella situazione, quell'acqua non più utilizzabile dai pozzi irrigui aziendali, e grazie al LEB siamo riusciti a intervenire anche da questo punto di vista. Quindi questo per dire cosa? Che tutte queste considerazioni mi convincono che l'opera LEB abbia assunto nel corso degli anni funzioni che non sono solo quelle irrigue, ma sono andate a interessare anche aspetti ambientali, servizi ecosistemici, contrastando anche gli effetti del cambiamento climatico. Quindi il tema è che da oggi in poi questa buona pratica del LEB deve essere, secondo me, portata come buona pratica da fare anche da altre parti, no? E questo è il tema. Quindi la giornata di irrigazione 2021 che oggi andiamo così a celebrare mi dà la possibilità di esprimere apprezzamento e ringraziamento innanzitutto per la vivacità con cui i consorzi di bonifica hanno reagito in occasione anche della redazione delle proposte relative a VAIA, no? A tutti i temi, e al piano di ripresa e resilienza, il PRR della Regione Veneto. In occasione della tempesta VAIA, i consorzi di bonifica si sono impegnati da subito per fare interventi a favore delle popolazioni, realizzando anche importanti opere per garantire sia la sicurezza idraulica e anche idrogeologica del territorio di competenza. Del resto, ricordo che anche questo riguarda il piano di ripresa e resilienza. Il prezioso contributo ai consorzi di bonifica ha riguardato, e voi lo sapete meglio di me, 21 progetti per un importo totale di 708 milioni di euro. In questi anni io non posso che fare un plauso per la capacità anche dei consorzi di presentare progetti che erano esecutivi, e grazie a questo, e lo sapete bene, siete riusciti, perché io non c'ero, ma voi e il mio collega precedente, a portare a casa parecchie risorse a livello ministeriale per fare importanti interventi. Ora nel PRR abbiamo una serie di altre richieste che voi avete fatto e che, se ci daranno questi benedetti soldini come io auspico, riusciremo a fare interventi di questo tipo anche sul resto del territorio. Ed è
appunto il caso di fare interventi simili a quelli del LEB da altre parti che abbiano questa valenza che deve essere non più duplice ma quadrupla, perché abbiamo visto tutte le cose che si fanno. Quindi qua non si tratta soltanto più di andare a portare acqua nei campi per l'aspetto agricolo, ma appunto ci sono tante situazioni. Penso ancora a quando io sono diventato assessore, e ancora la scorsa volta e prima del VAIA abbiamo avuto il mezzo Veneto che nel 2010, se non vado errato, no? Appena fatte le elezioni, che era andato sott'acqua a mezzo Veneto. Ecco, da lì capiamo l'importanza che hanno anche i consorzi bonifica, non solo per, ripeto, portare l'acqua all'agricoltura, ma anche per gestire a 360 gradi questo bene prezioso. Da lì, e chiudo, gli interventi che sono stati fatti sul minimo deflusso vitale. È ovvio che questo tema ci deve far riflettere, noi siamo sul pezzo, l'ho portato anche a livello nazionale come ragionamento da fare, perché diventa per alcune situazioni, penso anche a casa mia, al Piave, ma insomma anche da tantissime altre parti dove ci sono comunque fiumi che hanno quelle caratteristiche un po' torrentizie e che ci mettono ovviamente in forte difficoltà. Cioè se noi dobbiamo garantire il minimo del flusso vitale rischiamo veramente di andare, rischiamo quelle slide che avevo visto prima delle Fiandre, no? Se non vado errato. E quindi ovvio che su questo noi dobbiamo essere sul pezzo e dobbiamo fare tutti gli interventi di prevenzione che ci possano portare a evitare questo. L'acqua è preziosa, dobbiamo imparare, come hanno fatto, come ci insegnano gli israeliani nelle loro tecniche, a utilizzarla in maniera centellinata, perché purtroppo o sempre di più sarà un bene prezioso che sarà più importante del petrolio. Quindi su questo massima priorità da parte mia e da parte della Giunta per gli investimenti in questo settore. Ecco, io vi ringrazio anche dell'invito, perché questa giornata è una giornata importante, e ringrazio anche tutti i relatori che mi hanno preceduto. Grazie Assessore, grazie Federico per il tuo contributo. Ecco, speriamo di averti sempre accanto anche nei prossimi appuntamenti, perché come dicevano anche i funzionari regionali in apertura, la collaborazione con Veneto Agricoltura, con la difesa del suolo, per noi è fondamentale, e sentire quanto hanno detto loro e quanto hai detto tu oggi, insomma, ci conforta e ci dà nuovo vigore per proseguire nella nostra attività. E quindi a presto, arrivederci. Speriamo anche a presto riabbracciarci, perché qua insomma la situazione è quella che è. Portiamo pazienza, dai. Grazie infinite. Grazie a tutti voi, e a presto. Io sono a disposizione, ovviamente, non solo per incontri di questo tipo, ma anche per le varie tematiche, e ripeto, speriamo che ci diano il via sull'utilizzo di queste risorse, perché ci risolverebbe un gran po' di problemi, perché sapete che altre da bilancio regionale non ne abbiamo. Quindi contiamo molto sul PRR, però insomma dalle ultime parole del Presidente Draghi mi pare di aver capito che no, la volontà anche di questo governo, forse detta francamente tra di noi, nasce anche proprio con l'idea di utilizzare questi fondi europei, no? In maniera efficace. Esatto, ecco, quindi insomma io sono fiducioso su sta roba, e quindi se ci vengono dati, voi sapete che dentro là ci sono parecchi progetti inerenti alla bonifica. Grazie. Ciao, grazie a tutti voi. Grazie mille, Assessore. Chiedo adesso al nostro Presidente Vincenzi se chiude lui questa giornata un po' particolare. Ecco, la giornata dell'irrigazione ha sempre una certa valenza per il mondo dell'agricoltura, della bonifica. Ecco, speriamo che diventi sempre più un appuntamento da ricordare anche come valenza ambientale, come è stato a più riprese detto oggi e citato un po' da tutti gli interlocutori. Francesco, se ci sei, ti facciamo fare la chiusura. Grazie. Bene.
Grazie Presidente, grazie Francesco. Concedetemi di salutare anche a me l'assessore Caner, che purtroppo la pandemia non ci ha ancora permesso di conoscerci di persona, ma altrimenti sarebbe già stato fatto sicuramente, come abbiamo fatto tutte le altre volte. E grazie anche per la giornata, una giornata che tra l'altro ricordo con grande affetto, perché poi ero stato presente 2 anni fa, mi sembra di essere stato presente all'apertura appunto di questo straordinario canale. Oggi è stata una giornata importante perché avete affrontato dei temi non solo di attualità, ma anche dei temi soprattutto di futuro, perché in funzione di come sapremo reagire di fronte a questi cambiamenti climatici, molto probabilmente riusciremo anche a raccontare una pagina nuova non solo della nostra agricoltura, del nostro territorio, ma anche dell'economia dei nostri territori. È inutile che vi dico che piangerci addosso non servirebbe niente. Noi come consorzio di bonifica non siamo abituati a fare delle proposte. Stamattina l'abbiamo dimostrato, ma vi è stato riconosciuto da parte di più parti quello che avete fatto in occasioni appunto di eventi calamitosi ed anche nei momenti invece di pace, dove abbiamo messo in campo le nostre capacità di conoscenza del territorio e la capacità progettuale di esecuzione dei lavori. Però è chiaro che di fronte a questa certezza ormai, che è quella dei cambiamenti climatici, dobbiamo anche avere la capacità di ragionare e di pensare come vogliamo affrontare queste sfide. Il clima, stavo dicendo, non c'è più bisogno che lo dica io, che sta cambiando. La slide del ghiacciaio della Marmolada sono immagini che conoscevamo, ma che ogni volta sono sempre più impressionanti, nel senso che noi, anche da conoscitori magari di quel di stupendo pezzo di territorio, rimaniamo allibiti da quello che sta succedendo, anche perché oggettivamente da cittadini forse ce ne accorgiamo poco di quello che succede con dell'innalzamento delle temperature. Se ci pensate, alla fine di ogni estate ci viene detto che è stata l'annata più calda, ma molte volte ci limitiamo magari a fare dei commenti, ma bisogna vedere se è vero, se non è vero. Invece purtroppo stiamo vedendo che lo stiamo toccando con mano. Io ricordo il 2003, un 2003 che pensavo fosse veramente la punta di un iceberg, invece ahimè abbiamo visto da quelle slide che il 2003 è stato l'inizio di un percorso che è sempre stato in crescita, ma che sicuramente non ha visto dei cambiamenti in modo positivo. Quindi è importante che di fronte a queste anche delle scelte dal punto di vista ambientale che riducono tutti quegli effetti negativi dell'inquinamento che provocano questo effetto vengano messe in campo. Qui è anche l'altra riflessione che vogliamo fare, è che purtroppo noi, in particolare delle regioni del nord, noi non eravamo abituati a ragionare in questi termini. Noi pensavamo che la siccità fino a qualche anno fa fosse una questione che non ci riguardasse. Ricordo a tutti che la Cassa del Mezzogiorno ha finanziato una serie di invasi in alcune parti del nostro territorio che noi non immaginavamo mai di averne avuto bisogno. Invece oggi ci troviamo ad essere più in difficoltà noi che in altre parti del territorio, dove magari la siccità qualche anno fa, qualche decennio fa, aveva già fatto dei danni. Noi abbiamo quindi bisogno di accelerare su questo percorso. Nei nostri territori, parlo del bacino padano, abbiamo l'agricoltura più importante del nostro paese, ma credo di poter dire, senza essere smentito da nessuno, che abbiamo forse l'agricoltura più importante dell'Europa. Abbiamo sicuramente dal punto di vista della qualità, sicuramente dal punto di vista della quantità di produzioni di altissima qualità e di pregio, ed è per questo che noi dobbiamo cercare di accompagnare la nostra agricoltura in quel percorso di sostenibilità e di sfida e di adattamento ai cambiamenti climatici, per continuare da un lato a produrre e dall'altro a far sì che le nostre aziende abbiano un reddito dignitoso per il lavoro che fanno. Per fare questo abbiamo diverse cose da fare. Credo innanzitutto, è stato citato più volte, la direttiva quadro acqua. Quando parliamo di DMV e DME non ci dobbiamo dimenticare che nasce tutto dalla direttiva quadro acque del 2000. Quindi sono passati ormai 20 anni, ma molto probabilmente quando questa normativa è stata scritta ed è stata fatta, il nostro paese era un assente speciale, perché da allora ad oggi la nostra agricoltura e i nostri torrenti sicuramente non sono cambiati dal punto di vista delle esigenze. I nostri torrenti
carattere, appunto, i nostri fiumi con carattere torrentizio lo erano anche 20 anni fa. Io abito in un territorio, quello di Modena, che ho sentito purtroppo sulle cronache ormai troppo spesso per quello che riguarda gli sbalzi, la quantità di acqua in eccesso e in difetto. Ed idem succede nel Veneto, idem succede in Lombardia. Però in quegli anni si era appunto sottovalutato quello che poteva essere l'impatto di questa direttiva sulle nostre attività. Allora oggi bisogna che cambiamo, e non è sicuramente facile, perché di fronte rispetto a 20 anni fa, oggi abbiamo la certezza che comunque la risorsa acqua è una delle risorse dove avremo più conflitto e dove avremo più tensioni in futuro. E quindi capite che andare ad oggi a riscrivere una pagina diversa e nuova su questo tema è veramente molto più difficile di quello che poteva essere 20 anni fa. Io credo che però sia sotto gli occhi di tutti, e qua da una parte la fortuna del cambiamento climatico gioca dalla nostra parte. 20 anni fa alcuni paesi d'Europa si ritenevano, diciamo così, fuori dalla partita dell'acqua, perché ne avevano in eccesso, non sapevano neanche cosa volesse dire l'irrigazione. Pensate al Regno Unito, pensate alla Germania, pensate ad altri paesi nordici che di irrigazione non hanno mai avuto parlare. Ma abbiamo visto anche in queste ore, in questi giorni, anche ieri avevamo un articolo su un giornale quotidiano, dove invece l'attenzione alla disponibilità di acqua è indispensabile anche per mantenere quelle agricolture del nord Europa che hanno contribuito a scrivere quella direttiva quadro acqua che oggi si vede penalizzati noi paesi del Mediterraneo, e in particolare l'Italia, la Spagna e il Portogallo. Quindi io credo che questo sia un momento deve nascere da qui un momento di confronto dove si vada a innestare all'interno dell'Europa un nuovo concetto di irrigazione, un nuovo concetto di agricoltura irrigua. L'agricoltura, come abbiamo detto più volte, non consuma l'acqua, l'avete ripetuto oggi. Noi la sfida che dobbiamo dare all'opinione pubblica, aumentando la nostra reputazione sia come mondo della bonifica ma anche come mondo agricolo, è quella che l'acqua che utilizziamo è un'acqua che produce ambiente, che produce territorio, che produce vivibilità di quei territori. Perché se pensassimo di ragionare a comparti stagni, ognuno il suo pezzettino, va bene, la partita sicuramente non la vincerebbe nessuno. Allora per questo abbiamo bisogno di fare ancora più massa critica, ma soprattutto condividere col mondo esterno quello che è l'importanza e la valenza ambientale che ha l'acqua e l'irrigazione rispetto all'ambiente, rispetto a tante altre cose che stanno venendo avanti. Non v'è dubbio che oggi a ragionare di questo tema dobbiamo anche mettere sul tavolo l'importanza dell'agricoltura rispetto alla crisi che stiamo vivendo. Cioè oggi abbiamo bisogno di due certezze nella vita. La salute, e credo che tutti oggi non vediamo l'ora, chiaro, di essere vaccinati, non vediamo l'ora di avere una tranquillità, non vediamo l'ora di tornare alla normalità rispetto alla salute, ma anche rispetto alla disponibilità del cibo. Leggevo in queste ore che nonostante l'esperienza ormai di un anno, ancora oggi qualcuno ha paura di rimanere senza cibo, e quindi parliamo ancora di file ai supermercati, parliamo ancora di dover dare tranquillità che questo non accade. Quindi vuol dire che una delle esigenze primarie che abbiamo è questa, la disponibilità di avere a disposizione il cibo. E noi come l'agricoltura e come mondo delle bonifiche, attraverso l'acqua che diamo all'agricoltura, siamo in grado di fornirlo. E quindi dobbiamo anche qui raccontare una pagina nuova. Detto questo, arrivo alle conclusioni, perché credo che ci siano alcune sfide importanti che dobbiamo sapere cogliere. In particolare quando parlo di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Noi i cambiamenti climatici potremmo rallentarli, potremmo fermarli, ma forse le nostre generazioni non ne vedranno i benefici. Sicuramente le vedranno i benefici delle generazioni che verranno dopo di noi, e questo me lo auguro e lo auspico. Però noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché, appunto, creare quelle misure perché il cambiamento climatico abbia meno impatto negativo su di noi, sulle nostre economie e sulle nostre popolazioni. Allora, innanzitutto dobbiamo vincere la sfida della sostenibilità. Noi parliamo di Israele, noi parliamo di tutti quei paesi virtuosi, ma io vi dico che il nostro paese è un paese virtuoso rispetto a queste attività, rispetto a queste sfide. Noi siamo nel nostro paese dove è nata, paradossalmente tutti pensano che sia Israele, ma è proprio nel nostro paese, e le maggiori, tantissime multinazionali sono nate nel nostro paese proprio con l'irrigazione, per l'irrigazione goccia, per l'irrigazione, per la subirrigazione, che poi è stata esportata ed è stata sviluppata in altri paesi, ma i ricercatori nascono dal nostro paese. Abbiamo bisogno anche di
cercare di affrontare la sfida dell'utilizzo delle acque reflue in modo virtuoso e che non ci venga imposto in modo che subiamo anche qui un danno rispetto a un'opportunità che potrebbe essere. È chiaro che per quanto mi riguarda la sfida delle acque reflue la vinciamo solo se riusciamo a garantire uno standard qualitativo invariato o addirittura dobbiamo migliorarlo rispetto ad oggi. Quindi su questo bisogna che come noi, come ANBI, ma anche come associazioni agricole, okay, dobbiamo essere incisivi su quei tavoli dove dobbiamo sì dire sì all'utilizzo delle acque reflue, ma con delle regole ben precise che non ci mettono in discussione la qualità indiscussa del nostro cibo. Poi abbiamo delle misure che sono strutturali, cioè non ci possiamo dire che siamo stati bravi, abbiamo fatto tanto, abbiamo già adeguato tanti sistemi di irrigazione, ma non vi è dubbio che il nostro sistema è un sistema che è datato, e che è datato sia dal punto di vista dei cambiamenti climatici, ma anche di un'agricoltura che è cambiata. Allora la sfida del Next Generation UE è proprio questa, di cercare di andare all'interno di questo piano di resilienza, di questo piano di investimenti, io dico a piedi uniti, in toto, come mondo della bonifica, sia perché abbiamo e rientriamo in quelle sfide che proprio il Next Generation UE ha come obiettivo, la resilienza ai cambiamenti climatici, la sfida della sostenibilità ambientale, quindi la transizione ecologica. E dall'altra parte riusciamo ad andarci perché siamo uno dei pochi soggetti che in Italia riescono a spendere le risorse. Lo riusciamo a fare perché abbiamo delle strutture che conoscono palmo a palmo i nostri territori, abbiamo delle strutture che partono dalla progettazione iniziale, quindi proprio quella di massima, fino ad arrivare alla progettazione esecutiva, per poi fare all'interno dell'ente sia la direzione lavori che il RUP e il collaudo dell'opera. Oggi non abbiamo più nel nostro paese delle strutture che siano in grado di fare questo. Noi oggi lo riusciamo a fare, la nostra forma giuridica ci permette di essere ancora oggi questo e credo che il Paese debba cogliere questa straordinaria opportunità che il mondo dei consorzi di bonifica danno non all'agricoltura, ma credo che la danno al Paese, perché questo vuol dire la sì sviluppo dell'agricoltura, tutela dell'agricoltura, ma vuol dire anche posti di lavoro, vuol dire sicurezza del territorio e pagare meno in emergenza rispetto a quello che andremo ad investire sulla prevenzione. Allora, su queste sfide noi ci siamo, abbiamo presentato su diversi tavoli quelle che sono nel nostro programma di investimenti, abbiamo parlato e abbiamo condiviso col MIT, abbiamo parlato e condiviso col Ministero dell'Ambiente, col Ministero dell'Agricoltura, con tutti i soggetti che hanno delle competenze diverse ma che hanno l'unico obiettivo di spendere bene le risorse che arriveranno dall'Europa. Se riusciamo a spenderle bene, creiamo un paese che guarda al futuro e un paese che può aspirare a un futuro migliore. Se non riusciamo in questa sfida, condanneremo il paese e le nuove generazioni a pagare dei debiti e non certo pensare allo sviluppo. Io vi ringrazio ancora per questi spunti di riflessione che mi avete concesso di fare stamattina. Ringrazio a tutti voi, ad ANBI Veneto, a tutti i consorzi di bonifica del Veneto, all'assessore, perché veramente credo che queste giornate siano, nonostante a distanza, siano importanti per tenere accesa quella che è l'attenzione su un tema così importante, che se non lo facciamo noi, in pochi altri lo fanno e quindi abbiamo bisogno noi, insieme alle associazioni agricole, di fare veramente quella lobby e quella massa critica per aumentare la reputazione di un sistema virtuoso che abbiamo nel nostro paese e che deve essere un modello per l'Europa e un modello da esportare anche nel mondo. Lo stiamo facendo e lo vogliamo continuare a fare. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie a Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI. Con lui abbiamo concluso questa mattinata intensa, ricca di contributi e di significato. Siamo riusciti a concludere anche la mattinata con circa un centinaio di partecipanti, oltre 120 nel corso della discussione. È decisamente un bel successo perché per concludere con un sorriso purtroppo non c'è la buona abitudine, ahimè, del buffet e quindi tutti i partecipanti erano decisamente interessati. Ora, per l'ultima immagine sarà dedicata al protagonista della mattinata, vale a dire al LEB, con un volo ancora con il drone sopra le vie d'acqua che attraversano la nostra regione. Grazie a tutti e buona giornata. E comunque grazie. Ciao a tutti. Ecco, per chi vuole rimanere collegato. Ciao a tutti, io devo andare. Grazie. Ciao Federico. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao.
Dottor Stelluto? Arrivederci. Ciao Daniele. Ciao, Ciao. E scusa. Eccoci, ciao a tutti. Ciao. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, saluti. Ciao, grazie a tutti i consorzi, a tutti i nostri ospiti, grazie. Buongiorno. Saluti, arrivederci, grazie. Vedo che abbiamo anche i colleghi da fuori regione. Umbria, arrivederci. Arrivederci a voi di nuovo, buona giornata, buon lavoro. Emilia Romagna, la Romagna.